Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Allora, io veramente voglio stare qua 30 secondi, però in quanto organizzatore, insieme alle professoresse Eleonora Gallitelli e Renata Londero, nonostante sappia che questo mi farà passare per naif e un po' giovanottiano, io volevo cominciare questo pomeriggio con una serie di grazie e di che bello. Allora, grazie ai nostri due dipartimenti, il DIUM, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, e il DIL, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, per il supporto immancabile. E tra l'altro, se purtroppo la direttrice del DIL, la professoressa Fabiana Fusco, non è riuscita a essere presente oggi e vi manda attraverso di me i suoi saluti, abbiamo qua, e mi fa molto piacere, la professoressa Linda Borean, direttrice del DIUM, a cui a brevissimo lascerò la parola. Grazie alla professoressa Renata Londero, che coordina la serie di conferenze professionalizzanti in cui trova posto anche questo nostro pomeriggio, e che, oltre ad aver risposto con grande entusiasmo alla nostra idea, ha contribuito anche economicamente alla sua realizzazione, non di tasca propria, però insomma. Grazie comunque. Grazie a Eleonora, che è stata il motore primo, che a un certo punto mi ha detto: dai, organizziamo qualcosa, so che conosci Franco, e se lo chiamassimo, e poi se chiamassimo anche Tim, e io ho detto ma certo, e poi ho detto appunto grazie per l'idea, grazie al pubblico, a voi che siete qua ad ascoltarci, grazie ai nostri due ospiti, evidentemente, e poi avevo detto anche una serie di che bello, quindi intanto che bella la collaborazione tra i nostri due dipartimenti, è una cosa piccina, però mi piace questo fatto che facciamo le cose insieme. E è bello avere qua due persone che sulla traduzione hanno detto e scritto e anche fatto cose molto importanti. È bello rivedere Franco, che è un amico, oltre che un collega fenomenale, ed è stato molto bello conoscere Tim, che finora avevo soltanto letto. È bello, lo ripeto, vedere questo pubblico, e Tim, Franco, che bello potervi ascoltare, è veramente un privilegio. E lascio la parola a Linda. Dunque, buonasera a tutte e a tutti. Dopo questo record stagionale di breve presentazione, perché il collega Regattini è stato molto sintetico, io mi limito semplicemente a questo. È una giornata che nasce appunto dalla collaborazione di due dipartimenti. Per me, come direttrice del DIUM, sono particolarmente contenta perché Eleonora Gallitelli ha raggiunto il nostro dipartimento nell'ottobre scorso, nuovo ingresso che abbiamo molto voluto, e dunque sono doppiamente contenta perché subito, come dire, si è messa in pista, no? Si è messa in gioco per tutti i nostri studenti, e questo non può che essere un motivo ovviamente di soddisfazione, perché lei, un po', lei come altri docenti, sono dei ponti, no, tra i due dipartimenti, e le discipline devono essere in qualche modo trasversali. Il titolo del vostro laboratorio di oggi è piuttosto intrigante, il vincolo, no? Se penso a tutti i vincoli che adotto linguisticamente durante i consigli di dipartimento, ecco, avrei bisogno, lo dico a Fabio ed Eleonora, ma anche appunto cioè agli ospiti di oggi, esiste un vocabolario sui vincoli del linguaggio burocraticamente corretto, no? Ecco, questa è una mia speranza, ma appunto forse ci sarà, cioè lo possiamo mettere a norma. Mi fa piacere vedere molti studenti, molti ragazzi, perché queste sono occasioni per voi poi irripetibili, no? Ascoltare delle voci svincolate anche, no? Quindi che arrivano da contesti non necessariamente universitari. E dunque nulla, io non auguro mai buon lavoro perché è un'espressione che detesto. Vi dico semplicemente buon divertimento,
come dicevano i latini, divertere, cioè cambiare scenario, no? Quindi misurarsi, confrontarsi e quindi anche buon dialogo soprattutto, e grazie ancora a Fabio De Leonora per aver organizzato questa giornata e a voi per aver accolto l'invito. Grazie Renata per la sponsorizzazione. Arrivederci a tutti. Tante grazie anche da parte mia a Fabio Regattin, che non si è ringraziato da solo, ma che naturalmente è il vero motore di questo evento. Oltre che ai nostri relatori, cominceremo con Franco Nasi. Franco è traduttore e saggista, ha insegnato per più di 20 anni all'Università di Modena e Reggio Emilia, prima letteratura italiana contemporanea, poi lingua e letterature anglo-americane, a proposito di ponti di cui parlava la professoressa Borean. La teoria della traduzione e la letteratura comparata sono due dei suoi interessi principali, insieme alla critica e alla traduzione poetica, esercitata direttamente con la traduzione e la cura di testi di numerosi poeti americani e inglesi, contemporanei, ma anche in realtà di altri periodi storici, primo tra tutti il romanticismo con Wordsworth e Coleridge. Un ulteriore ambito di interesse è costituito dalla letteratura per l'infanzia e per i problemi traduttivi relativi a questo settore dell'editoria. Mi limiterò adesso a pochi titoli, le monografie scritte da Franco relative ai temi di questa conferenza, tra cui i volumi Tradurre l'errore, Traduzioni estreme e La malinconia del traduttore, tradotto anche in inglese con Translator's Blues, Specchi comunicanti, traduzioni, riscritture e parodie. E Franco ha anche curato un'antologia di scritti sulla traduzione insieme ad Angela Albanese dal titolo L'artefice aggiunto, riflessioni sulla traduzione in Italia 1900-1975. Ha scritto anche su rime e ritmi psichici nella traduzione di Walt Whitman e Max Strand, sull'imprevedibilità della traduzione, sugli antidoti alle digital dishumanities, come lui le ha definite, e in questo incontro ci parlerà di stile e traduzione fra gabbie, algoritmi e creatività. Grazie. Grazie mille. No, pensavo prima alla parola vincoli che è stata usata, no? Un po' come le gabbie. I vincoli possono essere dei constraint, no? dei limiti, ma però a me viene spesso in mente anche il vincolo familiare, no? Quindi è una cosa negativa e una cosa positiva nello stesso tempo, no? C'è qualche cosa che ci lega profondamente al testo con cui dobbiamo lavorare. Questo è anche un po' il senso di queste gabbie, algoritmi e creatività, che sono i sottotitoli, insomma, le parole chiave di questo incontro di oggi. E le due principali però sono stile e traduzione. Allora, tutti avete fatto studi, immagino, vi occupiate di traduzione, e spesso lo stile, il problema dello stile è messo un po' in secondo piano rispetto alle analisi che facciamo. Ci focalizziamo spesso sui termini, gli slittamenti, le parole culturali, eccetera. Lo stile sembra una cosa un po' astratta. Devo dire che sono un po' imbarazzato oggi a parlare di questo, perché uno dei pochi che ha scritto un libro serio su questo è proprio il professor Tim Parks, che anni fa, forse nel 98, non so, non cito a memoria, comunque pubblica questo libro che in inglese esce con un titolo Translating Style e in italiano invece esce con un titolo un po' diverso, Insegnare l'inglese, no? Tradurre l'inglese. Tradurre l'inglese. Questa è una di quelle cose che succedono, appunto. E insieme a questo, appunto, quindi sono un po' imbarazzato di parlare di questa cosa, però vabbè, faremo quello che potremo. Parlerò un po' all'inizio, un altro libro, vedete qui, più recente, invece, Translation and Style, però sono veramente pochi i libri che si concentrano sulla traduzione e lo stile. Quindi all'inizio di questa chiacchierata, che durerà, mi hanno detto, un'oretta, giusto? Sì. Parlerò un po' di stile in senso generale, che cos'è lo stile, ok? Poi farò 4 esempi e tratterò di esempi di poesia. Immagino che Tim Parks lavorerà soprattutto sulla prosa, quindi ci compendiamo forse in questo modo.
Allora, veniamo subito al primo. Succede? Io vedo delle slide diverse da queste. Ok. Allora, prendo una definizione canonica di stile di Cesare Segre, che è questo grande studioso filologo, critico letterario, eccetera, pubblicata tanti anni fa sull'Enciclopedia Einaudi. È articolata in 2 punti. Questo è il primo punto, poi vedremo il secondo. Mi soffermo adesso sul primo. Che cos'è lo stile per Segre? È l'assieme dei tratti formali che caratterizzano in complesso o in un momento particolare il modo di esprimersi di una persona o il modo di scrivere di un autore. Quindi lo stile individuale, diciamo, che riguarda... Se noi prendiamo alla lettera la parola stile, sappiamo, e questo è anche il motivo per cui ho usato questa immagine che vedete a fianco del titolo, stile è appunto, viene dal latino stilo, cioè lo stesso ma meno frequente che stile, cioè una piccola asta d'osso di metallo appuntita a un'estremità e piatta dall'altra, usata dagli antichi per scrivere sulle tavolette cerate. Anticamente le forme stile e stilo furono usate indifferentemente, no? Quindi questo piccolo oggetto che veniva usato per scrivere, quindi questo collega lo stile alla calligrafia, quindi, che è qualcosa di estremamente personale, no? Voi sapete che ci sono delle persone che studiano la grafia proprio per definire di chi è quella particolare firma, no? È una specie di impronta digitale, una specie di DNA che noi esprimiamo attraverso la scrittura. E non è solo una questione di grafica, ma anche una questione che riguarda il modo in cui noi organizziamo il pensiero, le frasi, le parole, la sintassi, il lessico, eccetera, le figure retoriche. E questo è molto importante, sempre più importante. Vi faccio vedere questa immagine, non so se conoscete questa persona, una bomber, vi dice qualcosa? È storia per molti di voi che precede le vostre nascite, parlo dei più giovani, ma in America tra gli anni 70 e gli anni 90 c'era questo personaggio che spediva dei pacchi con dentro delle bombe, le spediva a delle persone che lavoravano all'università oppure a persone che lavoravano nelle compagnie aeree. Da lì University a una bomber, no? Viene proprio da lì una bomber. E quindi c'era questa caccia a questa persona che aveva ucciso anche alcune persone che avevano aperto questi envelopes, questi pacchi, ed erano morti. Però si navigava nel buio, si era capito che era una persona che viveva da qualche parte, recluso dalla società, in isolamento, che ce l'aveva col mondo, ce l'aveva col progresso, eccetera. A un certo punto, una bomber chiede che venga pubblicato un suo manifesto, molto articolato, 30 pagine, molto interessante tra l'altro, di ecologia, diciamo, estrema, contro appunto la tecnocrazia e lo sviluppo industriale, chiede che venga pubblicato questa cosa. E dietro naturalmente, tra chi ricercava questo, c'era anche un profiler, sono questi personaggi che lavorano, no, nella polizia, che cercano di fare i profili, no, di individuare le caratteristiche di questa persona. Bene, brancolavano molto nel buio, avevano fatto varie ipotesi, ma non si sapeva chi potesse essere. Dalla pubblicazione di questo scritto hanno cominciato a ricavare delle caratteristiche di questa persona, cioè hanno fatto un profilo servendosi, lo dico in maniera molto semplice, insomma, gli aspetti linguistici, come ad esempio lui usava le citazioni, no? La modalità di scrivere una citazione, perché questo era un documento con tante citazioni. Da lì capiscono che probabilmente aveva studiato in certe università nel New England negli anni 60 e vanno avanti in questo modo. Quindi identificano questa persona come bianco di una certa generazione, molto colto, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine riescono anche, grazie a questa analisi, così, a individuare Kaczynski, che era questo personaggio che è un genio della matematica, aveva studiato a Harvard, prende una cattedra a Berkeley e poi decide di vivere in maniera militante le sue credenze, diciamo, anticapitalistiche, eccetera, va a vivere in una piccola casetta in mezzo a nowhere, no? Adesso non ricordo se in Montana o dove, e poi ogni tanto mandava questi pacchi. Appunto viene individuato quindi questa persona attraverso la sua scrittura, da lì nasce tutta una branca, no?
giurisprudenza che studia proprio questi aspetti linguistici. Naturalmente questo è un settore. Un altro, naturalmente, lo stile è un qualche cosa appunto che noi abbiamo, che ci caratterizza, ma spesso non siamo ben consapevoli di come questo stile ci caratterizzi. Ho trovato qui una pagina, secondo me, piuttosto interessante di Primo Levi, da una conversazione interviste, in cui dice questo, a proposito della sua traduzione del processo di Kafka. Primo Levi, grande scrittore, traduce il processo di Kafka per Einaudi. Gli incroci sono fecondi sempre. L'idea è questa. Io mi sono trovato a viverla in prima persona perché veramente, devo confessarlo, mi sono trovato costantemente a dover litigare con me stesso davanti alla coscienza filologica di dover rispettare Kafka e ai miei riflessi personali, alle mie abitudini personali di scrittore, quello che si chiama lo stile, ormai consolidato. Stile non molto noto a me, noto più ai miei lettori che a me stesso, come il proprio ritratto visto di profilo. Noi ci conosciamo male di profilo, non ci vediamo quasi mai di profilo. Sembra una cosa abbastanza banale, quindi Levi traduce Kafka e si trova a dover litigare con questo suo alter ego in quel momento, e dice io ho un mio stile, vedo che questo stile interagisce sempre con quello di Kafka. E appunto questo mio stile però io non lo conosco tanto perché, rilego qua, stile non molto noto a me, noto più ai miei lettori che a me stesso, come il proprio ritratto visto di profilo. E infatti noi, credo raramente, no, ci prendiamo la briga di vedere come siamo di profilo, magari gli altri ci conoscono bene, no? In questo modo. E un po' è quello che succede quando noi leggiamo un autore che amiamo, no? Lo troviamo subito, ci troviamo a casa quando conosciamo quell'autore. E magari lui scrive ma non sa bene. Bene, allora questa è una delle cose che dovrebbe fare il critico letterario e che cerca di fare anche un grande autore della ermeneutica, della filosofia dell'interpretazione, cioè Schleiermacher, il quale dice il fine dell'ermeneutica è la comprensione nel senso supremo. Si è compreso unicamente ciò che si è ricostruito in tutte le sue relazioni e nel suo contesto. A questo scopo occorre comprendere lo scrittore meglio di quanto egli stesso si sia compreso. Questa è un'altra bella... Noi dobbiamo entrare dentro lo scrittore che traduciamo e conoscerlo talmente bene in tutta la sua complessità, forse ancora di più di quanto lui stesso si conosca. La faccio breve, potremmo continuare per ore su queste questioni. C'è un gruppo di critici letterari che prendono questa idea dello stile, questa nozione di stile, e elaborano delle teorie critiche. Il più importante di tutti è naturalmente, vedete qui, Leo Spitzer, un austriaco che lavora agli inizi del Novecento, comincia a lavorare agli inizi del Novecento, poi va in America come tanti tedeschi prima della Seconda Guerra Mondiale, e diventa un maestro di scuola e dà vita a questa critica stilistica. Oggi per molti anni era stato un punto di riferimento della critica letteraria, poi è un po' scomparso, la critica stilistica. Che cosa fa Spitzer? Per dirvi, è interessante anche la sua vita, le cose che appena laureato in filologia va sotto le armi durante la Prima Guerra Mondiale e gli assegnano il compito di censurare, pensate, le lettere che scrivevano i prigionieri italiani catturati nei campi che erano i campi di concentramento austriaci. Allora, censurarli in che senso? Questi qua potevano scrivere, i prigionieri, le lettere a casa, ma non potevano dire quanto fame si facesse nei campi di prigionia. Quindi i nostri soldati italiani che erano là cosa facevano? Cercavano di dire a casa di mandargli delle cose da mangiare che avevano fame, senza dire che si faceva la fame. Cosa fanno? Dei giri di frase, delle perifrasi. Usano dei proverbi italiani che solo loro capivano, mescolandoli un po'. Bene, Spitzer, che era uno studioso attentissimo di linguaggio, censurava queste cose, oppure non le censurava, ma le trascriveva in un libretto. Alla fine della guerra pubblica un volume di 600 pagine, adesso anche tradotto in italiano, appunto sulle perifrasi della fame. Ecco, questo per dire l'attenzione minima a questo linguaggio, no? Storia, e poi continua, e poi scrive, forse l'avrete incontrato,
perché sono testi che si fanno sempre anche a scuola, alle superiori, Verga, l'analisi stilistica di Verga di Spitzer è uno dei capitoli più importanti. Va bene. Cosa dice Spitzer? A qualsiasi emozione, ossia a qualsiasi allontanamento del nostro stato psichico normale, corrisponde nel campo espressivo un allontanamento dall'uso linguistico normale. E viceversa, un allontanamento dal linguaggio usuale è indizio di uno stato psichico inconsueto. Una particolare espressione linguistica è insomma il riflesso e lo specchio di una particolare condizione dello spirito. No? Quindi abbiamo un linguaggio standard che usiamo sempre, magari quando scriviamo dei versi o scriviamo una poesia o abbiamo delle espressioni particolari, ci stacchiamo da questo linguaggio standard. Continua Spitzer, chiunque abbia pensato fortemente sentito ha introdotto innovazioni nella sua lingua. La virtù creativa del pensiero si imprime immediatamente nella lingua, dove diventa virtù creativa linguistica. Ciò che vi è di trito e di pietrificato nella lingua non è mai sufficiente alle esigenze espressive di una forte personalità. È un passaggio bello questo. Se noi parlassimo tutti la stessa lingua standardizzata, e poi torneremo su questo alla fine, beh, forse tarperemmo le ali un po' alla nostra capacità espressiva, alla profondità del nostro essere. Quando si va a fondo, ecco che anche la lingua comincia a deragliare da quello che è il linguaggio standard, normalizzato. E questo è forse quello che succede quando si legge appunto un testo letterario, si capisce che lì succede qualche cosa di imprevisto. Questo cosa ha a che fare con la traduzione? Beh, se noi prestiamo attenzione a questi deragliamenti un po' della lingua standardizzata, ecco che allora dobbiamo preoccuparci, no? Di questo, prestare la massima attenzione proprio allo stile. Mona Baker, che è un'altra importante studiosa di traduzione, scrive qui: I understand style is a kind of thumbprint, no? Quindi un'impronta digitale that is expressed in a range of linguistic as well as non-linguistic features. As such it covers the notion of voice, but also much more. Ecco, quindi che cos'è lo stile poi concretamente? Lei dice lo stile intanto è un'impronta digitale, e l'abbiamo detto, come la calligrafia, ma è qualche cosa che nel linguaggio letterario può essere espresso con altri termini, ad esempio la voce. E è curioso che ad esempio molti libri sulla traduzione che sono usciti di recente usino proprio questa espressione, la voce. Vedete questo libro di Franca Cavagnoli, La voce del testo, Edoardo Esposito con un'altra voce, ad altra voce, la lettera e la voce. Cioè la voce un po' ci caratterizza anche fisicamente, no? Io ho un mio tono di voce, ho un respiro, e questa è parte del mio stile in un qualche modo. Un'altra parola che nella stessa famiglia, nello stesso campo semantico, potrebbe essere tono. Anche un'altra parola che usiamo spesso quando parliamo di letteratura, il tono di un narratore. E anche questo ha a che fare con il suo stile, no? Cavazzoni, che è uno scrittore italiano contemporaneo, dice: ci sono scritti ampiamente imperfetti che però all'orecchio di qualcuno sembrano trovare per qualche riga il loro tono. No? Adesso faccio un esempio, forse conoscete, non so, Paolo Nori. Dico questo perché ho sentito che dei finalisti del premio Strega quest'anno, Paolo Nori scrive un italiano un po', diciamo, non standardizzato, ecco, non standard, orale, però noi immediatamente sappiamo che Paolo Nori ha un suo tono, ha un suo stile, ha un suo modo di scrittura, può piacere o non piacere, non importa, però è quello che è. E così anche Celati, un altro che insiste molto su questo aspetto del tono della scrittura, no? Ci sono certi vecchi narratori orali che sanno raccontare la loro vita in modo così meraviglioso, così stupendamente semplice e armonico, da far supporre che al fondo esista un insieme di modi compositivi che fanno appunto parte dell'esperienza della lingua e delle sue possibilità. Esperienza silenziosa, che non arriva mai a una chiara spiegazione discorsiva e che però in certi momenti ci guida come un faro nella notte per comporre le nostre cose. No? Quindi questo tono che ci spinge a comporre, no? A scrivere in un certo modo, a parlare, a raccontare in un certo modo. Quindi voce, tono, terza parola, ritmo. Questa è la più difficile, non voglio perdere troppo tempo, vi farò vedere qualche esempio su questo. Un autore che, se studiate queste questioni di teoria della traduzione, è fondamentale per questo, è Henri Mechonic, teorico francese, una scrittura complessa. Vi leggo solo l'inizio di questa definizione del ritmo.
Dice, io definisco il ritmo nel linguaggio come l'organizzazione delle marche attraverso le quali i significanti, linguistici o extralinguistici, nel caso della comunicazione orale soprattutto, producono una semantica specifica, distinta dal senso lessicali, che io chiamo la significanza, cioè i valori propri di un discorso e di uno solo. Allora, i francesi amano sempre complicare le cose. A me sembra, cioè se io dico apple e poi la mela, ho un significato e un significante, no? Apple, pom, o quello che vuole, è un significato. Lui dice, in verità non è così, non ci sono solo queste due cose, ma c'è anche il modo in cui io dico la cosa. Se io dico assoluto silenzio, è piuttosto silenzioso, direi, no? Assoluto silenzio. Se io dico totale silenzio, è un po' meno silenzioso. Ve lo devo spiegare? Lo sentite, no? Assoluto silenzio, tutte quelle esse, no, tranquillizzano la lingua, assoluto silenzio. Totale silenzio mi fa sobbalzare il t, no? Ecco, quella lì è la significanza, cioè il rapporto che va al di là del semplice significato. Quindi il ritmo che cos'è? E tutta questa cosa qua, lui continua e dice, queste marche possono collocarsi a tutti i livelli del linguaggio, accentuale, prosodici, lessicali, sintattici. Faccio una frase lunga, mi tengo dolce, chiara è la notte e senza vento, no? Sentite come? E questa sopra il tetto in mezzo agli orti posa la luna. C'è questa sospensione che è data dalla struttura, dolce, chiara è la notte e senza vento. E questa sopra il tetto in mezzo agli orti, arriviamo al soggetto, posa la luna, no? Quindi io rimango in sospeso finché non arriva il soggetto. Questa è sintassi, no? Organizzazione della frase. E questo dà il ritmo. E lui ovviamente si contrappone alla riduzione del senso al significato delle parole. C'è qualche cosa di più e questo ha a che fare con il ritmo. Finito la prima definizione di stile legato all'individuo, no? All'individualità. La seconda definizione di stile che dà Segre riguarda invece, diciamo, la retorica. Non si parla di stile in senso più generale, dice la parte rossa. Lo stile è l'assieme dei tratti formali che caratterizzano un gruppo di opere costituito su basi tipologiche o storiche. No? Quindi io voglio scrivere un romanzo, avrò una convenzione che fa sì che io scriva in un certo modo, scrivo una ballata, la farò in un certo modo, scrivo un sonetto, la farò in un certo modo, scrivo teatro, lo farò in un certo modo. Sono le istituzioni, quelle che chiamiamo istituzioni letterarie, no? Le modalità convenzionali che la retorica si è data. E ciascuno di noi scrive all'interno di queste categorie, che non sono tanto individuali in quanto tali, ma appartengono a una cultura, a un periodo storico. Su questo potremmo discutere a lungo. Vedete, questa è la Rota Virgili, ve la posso anche risparmiare, ma sono lo stile alto, lo stile medio, lo stile umile, no? La Divina Commedia, vi ricordate anche Dante, cose che abbiamo fatto. No, per cui se voglio scrivere una tragedia, secondo i greci, i personaggi non saranno il contadino, no, non saranno il pastore, ma saranno gli eroi. Se voglio scrivere invece una bucolica, allora avrò l'agricoltore, o la georgica avrò un agricoltore e la bucolica avrò il pastore. No? Quindi tutta una serie di convenzioni che mi riconducono a dei generi, a delle codificazioni. Ecco, quindi c'è l'individuo e c'è la convenzione. Adesso 2 slide, poi dopo vediamo gli esempi. Questo è un altro teorico importantissimo della teoria della traduzione. Scrive un libro complicato, complesso, a volte contraddittorio, ma pieno di cose interessanti, secondo me. E a un certo punto parla, potremmo dire, dell'arte dello scrittore. Cosa fa lo scrittore? Ancora una volta ci troviamo alle prese con un dualismo indispensabile, con una relazione dialettica tra opposti congruenti. Le tensioni tra significato privato e pubblico sono una caratteristica fondamentale di tutto il linguaggio. La poesia ermetica si trova a un estremo, l'esso esso, il cartello stradale all'estremo opposto. Tra l'uno e l'altro si trovano gli usi commisti, spesso contraddittori e dentro certi limiti indeterminati del discorso normale. Collegatelo a quello che vi ho detto fino adesso, lo stile individuale e lo stile, diciamo, convenzionale.
Dice Steiner, lo scrittore è un po' sballottato tra queste due. L'SOS è la cosa più convenzionale, no? SOS, lo capiamo tutti. E d'altra parte invece c'è la poesia di Celan, la poesia criptica che capisce solo lo scrittore. Ecco, c'è questo rapporto tra comunicabilità e individualità. E la scrittura nasce un po' da questo, no? Gli atti di parola vitali sono quelli che cercano di far sì che un contenuto nuovo e privato sia più disponibile a livello pubblico senza peraltro indebolire l'unicità, il taglio emotivo dell'intenzione individuale. Quindi io rimango me stesso, rimango Primo Levi quando scrivo, ma mi confronto con la retorica, no? Convenzionale di quel periodo. Questo tentativo è intrinsecamente dualistico e paradossale, ma se ascoltiamo con attenzione non ci sarà una poesia, un'enunciazione vitale in cui questa coerenza contraddittoria sia assente. Cioè ogni opera d'arte letteraria ha un po' questa bivalenza, no? C'è un'individualità e c'è un rapporto con la società, con la comunicazione. Cosa fa il traduttore? Anche il traduttore in questa situazione un po' ambivalente. Essa si esercita in una tensione radicale tra istinti di riproduzione e istinti di giusta ricreazione. Io ho un testo, voglio rimanere, come si diceva una volta, fedele a quello che viene scritto nel testo, ma nello stesso tempo voglio scriverlo io, sono io il traduttore. In una maniera assai specifica il traduttore risperimenta l'evoluzione del linguaggio stesso, l'ambivalenza dei rapporti fra il linguaggio e il mondo, tra lingue e mondi. In ogni traduzione la natura creativa potenzialmente fittizia di tali rapporti viene sottoposta a verifica. Ecco, quindi questo rapporto mi sembra. Ultima citazione, un altro teorico che vi invito a leggere se vi interessano queste cose, Haroldo de Campos, è un semiotico, critico, traduttore brasiliano. Scrive questa serie di saggi traduzione e trascreazione, è uscita qualche anno fa in traduzione italiana, e dice questa cosa molto bella: la traduzione è critica, è un esercizio di intellezione e attraverso di esso un'operazione di critica indiretta. Molto bello questo, critica indiretta, no? Si vede una partita in diretta alla televisione, vuol dire stanno giocando, e quando io faccio la traduzione cosa faccio? Faccio un'operazione critica ma in diretta, cioè devo mettere subito un testo, non faccio un metatesto, no? Devo fare un testo nuovo. Le prime armi del traduttore, che sia anche poeta e prosatore, sono la configurazione di una tradizione attiva. Quindi un traduttore si inserisce in una tradizione, la retorica di cui parlavo prima. Se la traduzione è una forma privilegiata di lettura critica, sarà attraverso di lei che si potranno portare altri poeti, dilettanti e studenti di letteratura, a entrare nel nocciolo del testo artistico, nei suoi più intimi meccanismi e ingranaggi. Quindi la traduzione appunto ci permette di entrare proprio in questi meccanismi che sono sia generali della cultura che traduciamo, sia individuali di quello scrittore. Ci porta dentro gli ingranaggi. E qua c'è un'immagine degli ingranaggi. Perché ho messo questa immagine degli ingranaggi, direte voi? Perché gli ingranaggi sono quelli che fanno andare avanti il motore, no? Che trasformano l'energia, eccetera. Che cosa succede se noi facciamo un ingranaggio in modo perfetto? Succede che il maschio e la femmina dell'ingranaggio sono fatti talmente bene che l'ingranaggio grippa, si dice in termine tecnico, si blocca. È necessario, perché l'ingranaggio, affinché l'ingranaggio si muova, che ci sia tra i denti un gioco. Si chiama proprio così in termine tecnico, ci deve essere un gioco tra gli ingranaggi. Quando vengono programmati questi ingranaggi, la macchina li fa perfetti. Poi dopo il meccanismo che finisce, diciamo, l'ingranaggio serve per allargare un po' questi buchi. Questo meccanismo si chiama creatore. Io quando ho trovato questa cosa, io stavo semplicemente cercando questa immagine. Poi ho letto anche la spiegazione e quando mi ha detto questa cosa che si chiama creatore mi ha fatto impazzire, perché è proprio esattamente quello che facciamo un po' quando scriviamo, ma anche quando traduciamo. Cioè abbiamo dei vincoli, e i vincoli sono gli ingranaggi, sono i denti, dobbiamo fare certe cose, ma questi vincoli lasciano lo spazio al gioco.
cioè quel minimo spazio in cui si inserisce, no, l'individualità del traduttore, che fa sì che la traduzione di Tim Parks sia diversa dalla traduzione che potrei fare io. E questo capite poi la differenza che ci può essere naturalmente, no? Cioè rende individuale quella traduzione, quello scritto unico, stilisticamente, che però risponde anche dello stile di partenza. Allora, che cos'è la creatività? Ecco, per creatività vi faccio vedere un giochino, mi lascio un minuto di tempo. Allora, questo è un giochino, sono 9 palline, e il giochino consiste nel collegare tutte e 9 le palline con 4 segni, senza staccare la matita dal foglio e senza fare delle curve, ovviamente, no? Delle semirette. Conoscete? Se non lo conoscete, di solito uno rimane lì, dice se faccio il giro intorno, 1, 2, 3, 4, mi rimane fuori quello in mezzo. Se taglio in diagonale 2, 3, 4, me ne rimane fuori una. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è questa. Si parte, vedete, da un angolo, diagonale, si tira giù la riga, si esce da quell'immaginario quadrato che noi ci siamo dati come limite, ma che io non vi ho detto che c'era, e poi si collegano le altre due e si chiude. 4 segni di matita. Che cosa abbiamo fatto? Siamo usciti dal box. Questo si dice in termini tecnico, thinking outside the box, no? E questo è quello che dobbiamo fare spesso quando traduciamo dei testi un po' difficili, un po' strani, ma in generale quando traduciamo. Cioè dobbiamo trovare quella possibilità non convenzionale, non convenzionale. Quindi la creatività è una cosa vincolatissima, ma nello stesso tempo una cosa giocosa, divertente e divergente, no? Proprio perché ci porta in un modo di ragionamento un po' diverso. Vi faccio vedere solo questo passaggio di Stefano Bartezzaghi, che poi ritroveremo tra un attimo, in cui riflette sulla creatività. Che cos'è la creatività? 8 affermazioni incoerenti sulla creatività. La creatività viene spesso definita come cosa buona, giusto? La creatività viene spesso definita come cosa spontanea. È buona proprio perché è spontanea, no? Gli scritti di Rodari ci sembrano spontanei e creativi. La creatività può essere esercitata attraverso le parole, lo sappiamo. Uno dei modi creativi di usare la parola è il gioco. Un altro esempio sarebbe la letteratura. L'anagramma è un gioco con le parole. Ok? L'anagramma. Anna, Nana. L'anagramma è un gioco di parole. Qual è l'anagramma di creatività? Creatività è una parola, malgrado l'affermazione, un anagramma di creatività è cattiveria. Cattiveria. Malgrado l'affermazione di due, un altro anagramma di creatività è recitativa. Sono due parole che sembrano lontanissime da creatività. Cattiveria. Cattiveria viene dal latino captivus, che non è uno mean, no? Ma è uno che è incarcerato, no? È un prigioniero. Ecco, quindi questo è un po' quello che succede con la traduzione, no? Bisogna essere creativi e cattivi nello stesso tempo. Prendere il prigioniero, portarlo nell'altra lingua, ma nello stesso tempo essere creativi. E d'altronde, se ci pensate, se andate nei tribunali e andate nell'ufficio traduzioni, non trovate un collega che fa le traduzioni, non trovate i carabinieri che sono responsabili del trasporto dei carcerati. Quindi l'ufficio traduzioni è la traduzione, la tradotta dei carcerati. Quindi c'è questa idea dello spostamento sempre. Chiude Bartezzaghi, dice un bel pasticcio, no? Questo. Va bene. Torno e chiudo questa parte introduttiva, poi vengo agli esempi, con di nuovo Primo Levi, il quale dice, sempre nell'introduzione al processo, nella conversazione sul processo, ho cercato di non far pesare sul lettore la densità sintattica del tedesco di Kafka, no? Davanti a certe durezze, certe asperità, ho preso la lima, ho spezzato alcuni periodi.
Non ho avuto esitazioni pur di conservare il senso. Kafka non esita davanti alle ripetizioni. Nel giro di 10 righe ripete 3-4 volte lo stesso sostantivo. Questo io ho cercato di evitarlo perché nelle convenzioni italiane non c'è. Ecco. Può darsi che sia un arbitrio, che invece anche in italiano la ripetizione sia funzionale a ottenere un certo effetto. Ma ho avuto pietà del lettore italiano, ho cercato di portargli qualcosa che non avesse un sapore troppo forte di traduzione. Davanti a Primo Levi noi ci leviamo tanto di cappello e diciamo davanti a Kafka, però che cosa ci dice qua? Kafka ha uno stile, ha una sua modalità di scrittura, io l'ho dovuta tradurre in italiano, se le frasi erano troppo lunghe ci ho messo dei punti, se ripeteva troppo spesso ho trovato dei sinonimi, perché in italiano non si può dire Papa Francesco e poi Papa Francesco la riga dopo, diremo Papa Francesco il sommo pontefice, no, dobbiamo trovare, se no la maestra ce lo segna, no, la ripetitiva variazio si chiama. Bene. Questo è un punto di vista, ovviamente, è una scelta, lo dichiara, è leale, noi sappiamo cosa ha fatto Primo Levi, benissimo. Che cosa succede però? E questa è la strategia più giusta o no? Non lo so, vediamo con alcuni esempi cosa può succedere. Quindi adesso vado velocemente con alcuni esempi. Primo esempio è un poeta americano che si chiama Mark Strand, poeta morto pochi anni fa, insomma nel 2014, 11 anni fa, grande personaggio, un poeta importantissimo, scrive poco prima di morire l'ultima sua raccolta che si chiama Almost Invisible. Questa è la copertina che vedete, molto bella perché c'è questo omino, vedete, su un prato e poi sotto, quasi come una forza ctonia, no? Che viene dal profondo, c'è una macchina che passa sotto questa strada, no? Cosa c'è sotto? Quasi invisibile. Ecco, questo libro viene tradotto in italiano da uno dei traduttori più prolifici della poesia, che è Damiano Abeni, poesia americana in italiano, che lo traduce per, come tutte le opere di Mark Strand, per Mondadori. Esce in questo volume, nella collana principale di poesia di Mondadori, Gli Specchi, i Nuovi Specchi, e vedete, qua si vede male la riproduzione, però è tutto blu, con un blu un po' più intenso in un quadrato centrale. E poi c'è scritto il titolo quasi invisibile, e poi poesia è semplicemente il nome della collana, non è il titolo. Almost Invisible, la poesia c'è in tutti i libri con un titolo diverso. La cosa curiosa però in questo libro è che se voi lo aprite e lo sfogliate, le poesie sono così, cioè sono in prosa, sembrano delle prose, ok? Vi ho messo questa prima che, vedete, bellissima secondo me, Anywhere could be somewhere, e questo è il testo della poesia. Dice, I might have come from the high country, or maybe the low country, I don't recall which. I might have come from the city, but what city, what country is beyond me. I might have come from the outskirts of a city from which other have come, or maybe a city from which only I have come. Who is to know? Who is to decide if it rained or the sun was out? Who is to remember? They say things are happening at the border, but nobody knows which border. They talk of a hotel there where it doesn't matter if you forgot your suitcase. Another will be waiting, big enough, just for you. Okay, avete il testo, traduzione di fianco. Ecco, cosa succede in questa poesia? È una poesia? È una prosa? Io faccio spesso questo giochino e invito anche i miei studenti a farlo quando devo tradurre delle cose. Spezziamo un po' queste frasi, no? Cerchiamo di riordinarla dando respiro alla voce del poeta, che qui è criptica, no? È tutta compattata anche graficamente. Se io la scrivo così, non ho fatto nient'altro che andare a capo quando prendo fiato e la leggo in modo un po' più decente di come ho fatto prima. I might have come from the high country, or maybe the low country, I don't recall which. I might have come from the city, or what city, what country is beyond me. I might have come from the outskirts of a city from which others have come, or maybe a city from which only I have come. Who is to know? Who is to decide if it rained or the sun was out? Who is to remember? They say things are happening at the border, but nobody knows which border. They talk of a hotel there where it doesn't matter if you forgot your suitcase. Another will be waiting, big enough, and just for you. Sentite che ritmo che c'è dentro questa poesia.
che prima era compatto, io l'ho solo graficamente visualizzato. E questo ritmo da cosa è dato? Certo, dalle ripetizioni. Stavamo parlando di ripetizioni, no? Qua ho semplicemente evidenziato le parole che ritornano. Mark Strand usa pochissime parole che si ripetono, no? Quindi dice, vedete, I might have come from thee, I might have come, diventa un'anafora, che però è dentro al testo in prosa. Poi city, country, eccetera, come, è tutto così. No? Cioè, sembra uno spartito musicale, in un qualche modo. Questo è il ritmo interno, che non ha niente a che fare con la metrica, l'endecasillabo, eccetera, quelle note che a volte ci aspettiamo nelle poesie. Ma è quello che diceva Mechonic prima, cioè tutte queste varie marche che danno questo ritmo. E una delle cose, adesso la faccio breve e sintetica perché non voglio annoiarvi, ma una delle cose che succede in tutta la sua poesia è questa ripetitività continua delle parole che si rincorrono. Vedete anche quest'altra poesia, di nuovo, guardate solo lo schema, prosa, la smonto. A rough sound was polished until it became a smoother sound, which was polished until it became music, then the music was polished until it became the memory of the night events, eccetera. No? E continua così, con queste parole che si ripetono continuamente. Guardate cosa succede in questa. Marito e moglie che parlano, e vedete che nella parte in inglese in rosso ho evidenziato he says, say, unsaid, says, he says. No? E questo, se lo smontassi come ho fatto nelle altre, diventerebbe come un suono di campana, no? Ogni tanto don, 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 che dà il ritmo a questa prosa. In italiano, il bravissimo traduttore Damiano Beni, che è bravissimo, è una persona che conosco anche personalmente, bravissimo, però si è sentito un po' come Primo Levi. Cioè ogni tanto ha detto non posso fare così, no, alle ripetizioni. Noi in italiano abbiamo la nostra variazio. E che cosa succede? Dice, non dette, spiega, continua, replica. Allora, va benissimo, può funzionare bene in italiano, certo nasconde un aspetto che è fondamentale nella poetica di questa persona che sta per morire. Mark Strand aveva un tumore, sapeva che stava per morire e ha scritto quest'ultima raccolta, Almost Invisible. Non so se avete colto questa bellissima poesia, ma questa proprio è l'immagine della morte, no? Dice, non so che cosa succederà adesso, arriveremo in un posto, arriveremo tutti in quel posto lì, indipendentemente dalle porte in cui proveniamo, non importa che abbiamo la valigia, ce ne sarà una per noi che ci aspetta. A me sa molto di bara, insomma, no? Ma è chiaro che tutte le poesie hanno un po' questo senso di, no? Di andare verso un ignoto. Bene, e quindi c'è questa ripetitività che continua, che diventa anche un modo di intendere il mondo, no? La nostra vita è una ripetizione continua delle stesse cose e la poesia fa questo, ripete le parole. Se io metto la variazio, no? Intacco proprio una caratteristica proprio di quello stile di quell'autore, in quel caso, e vado incontro invece alle esigenze del buon italiano, che però, cioè, qua poi io, siccome non ho niente da fare, ho guardato tutte le volte che Damiano Beni ha trovato un sinonimo, no? A un certo punto dice, and there was sun, and there was thunder, apparve il sole e venne il tuono. Apparve il sole, ma se dico in inglese there was sun and there was thunder, cioè sembra quasi una cosa biblica, no? Invece dopo diventa piatto, insomma, come un bel temino. Ma ripeto, bravissimo Damiano Beni, perché non avrei fatto di meglio, ma and the memory of what happened after Venice would begin and what happened after the home of... E qua ciò che era accaduto e ciò che era successo. Ma perché? Perché devo fare questo? Proprio per venire incontro al bell'italiano, no? E va bene. Ecco, a un certo punto, insomma, potremmo dire, c'è un verso proprio di Mark Strand, what lay ahead was only the past again and again. Cioè, quindi la sua filosofia dietro queste poesie è, come dire, la circolarità della vita, della morte, no? Questo continuo essere in una situazione e ripetere le stesse cose. E questa è una sua ripresa di Nietzsche, evidentemente, ma questo diventa le parole che lui usa, il suo stile. Quindi se io non restituisco quello, non sto restituendo proprio Mark Strand, no? Diciamo, non colgo una parte del suo fingerprint, no? Va bene.
Questa è una prima cosa. Secondo esempio, questo è sempre un esempio di stile, questo è un po' più giocoso. Allora, questo potrebbe essere un vincolo estremo, appunto di un autore che non si conosce di profilo, poi vi spiego perché. Allora, vi faccio un indovinello. Is 11 plus 2 12 plus 1 in every language? Poi dice sì, certo. Allora, io credo che i traduttori devono essere anche un po' detective, no? Adesso vediamo. No, non sono svelato. Lui sa tutto. È una spia. Allora, i traduttori devono essere un po' detective. Se c'è una domanda così, ci deve essere qualcosa sotto. Se avessi, perché l'ho scritto in inglese? Se lo scrivessi in italiano, 11 più 2 è 12 più 1? Sì, però forse c'è qualcosa legato alla lingua. Guardate bene dentro le lettere che formano le due parti, 11 plus 2 è anagramma di 12 plus 1. Right? 11 plus 2 è anagramma di 12 plus 1. Ok, uno dice, vabbè, che se ne frega. Però se io volessi tradurre questa cosa, sarei un po' in difficoltà, perché non tradurrei l'anagramma. Se poi l'anagramma è dentro una poesia come questa, di Peter Pereira, If you believe in the magic of language, then Elvis really lives. Questo è facile, Elvis lives, capisce subito. And Princess Diana foretold I am the scar's pen. Che è un po' macabra, no? La principessa Diana aveva previsto che sarebbe morta mentre la macchina girava, faceva un testacoda. Cioè dentro il nostro nome e cognome c'è la fine che faremo. Quindi mettetevi al lavoro, guardate un po' così. E poi la poesia va avanti in questo modo, vedete, con altri anagrammi. Desperation, a rope ends it. No? How desperation. E poi vedete che a metà c'è the 11 plus 2 is 12 plus 1. Bene, allora questa io l'ho trovata lì, ho letto questa poesia, ho detto fantastica, bellissima, no? A me piacciono i giochi di parole così, e poi mi viene subito distinto, invece di fare le parole crociate, dico proviamo a tradurla, ma così e naturalmente mi sono bloccato subito su 11 plus 2, 12 plus 1, quindi 5 più 2, 6 più 1, no. Sono andato avanti un giorno e poi ho detto, vabbè, cosa fai? Scrivi a Stefano Bartezzaghi, che è quello di Creatività e Cattiveria, che mi capita di conoscere, gli dico, caro Stefano, ho una poesia per te. Lui tutte le settimane, il venerdì, ha questa rubrica Lessico e Nuvole, no? Su Repubblica, e propone sempre questi giochini. Che cosa succede? Non mi risponde. Dopo due giorni, e io dico, l'ho trovato, l'ho beccato in castagna, non c'è riuscito. Dopo 2 giorni mi manda la traduzione di tutta la poesia e io ci sono rimasto malissimo, naturalmente. E al di là delle soluzioni che uno fa quello che può, no? Diana Spencer, Crepa di Senna, è un po' ancora più macabro, però ognuno fa quel che può, insomma, no? Però, non so, il rimedio per la disperazione sia di penzolare, desperation and rope ends it, non è male come soluzione. Oppure ce n'era un'altra bellissima, il tuo ammiratore è il marito maturo di un'altra, e in inglese era admirer is also married. No? Quindi vedete come si gira, esce, bisogna uscire dal box, no? Uscire dal quadrato. Però 18 più 3 fa 13 più 8. Quando l'ho visto ho detto, cavolo, era facile, no? È sempre così con le traduzioni. Quando si vede la traduzione di un altro, in gran parte si dice, ah, ci avessi pensato prima, no? In questo tipo di traduzioni. Allora, cosa succede? Vado veloce con l'aneddoto. Dopo presento la cosa ai miei studenti di Modena, laurea magistrale. Dico, guardate, si può tradurre tutto, no? Non è vero che ci sono traduzioni impossibili, io sono per tutto si traduce. Faccio vedere l'esempio, tutti contenti. Dopo la lezione dopo viene lì questa ragazza e mi dice, professore, scusi, a caso poi ci ho ripensato, però 11 plus 2 fa 13, sono 13 lettere. 18 più 3 non sono 21 lettere. E ho detto, prendo il telefono a Bartezzaghi, oh, che figura mi fai fare? E lui dice, nessun problema, mettiamo delle zeppe. Cos'è la zeppa? È questa roba qua, no? Nei versi, per fare un endecasillabo, uno ci mette dentro or,
non cambia niente e raggiunge le 11. Quindi lui mi ha detto, vabbè, facciamo così, mettiamo il 18 sommato a 3 e il 13 sommato a 8, 21 lettere. Io dico, fantastico. Vado a fare una conferenza a Firenze e preparo le slide, quelle che vedete voi adesso. Contento. E torno a casa, mi arriva una mail di una tale Silvia Rogai, che non so chi fosse, dice, Dio professore, ero presente alla sua conferenza, mi è piaciuta molto quella cosa lì dell'anagramma, però andando a casa, guidando, ho pensato che quel 18 sommato a 3 e il 13 sommato a 8 è un po' barocco, no? E mi è venuta in mente una soluzione più semplice. 14 più 3 e 13 più 4, 17 lettere. Ecco, fantastico. Chi è Silvia Rogai? Dice, beh, chi è questa qua? Vado su Google ed è un ispanista che aveva tra l'altro vinto il premio Monselice con la sua tesi traduzione di un testo teatrale del Seicento spagnolo. E aveva vinto il premio Monselice come traduzione brava, cioè brava, bravissima. Però poi a quel punto lì mi è venuto un dubbio. E il dubbio era questo, ma Peter Pereira, l'autore della poesia, sapeva che 11 plus 2 era 13 lettere, quindi che cosa fai? Scrivi a Peter Pereira. Scrivi a Peter Pereira e dico, oh, ma ci ho messo un pomeriggio a scrivere la lettera, perché capite anche voi che non è stato semplice spiegare questa cosa, e questa è stata la sua risposta. Wow, I had no idea, amazing. Ok, e io lì ho detto fantastico. L'immagine che ho avuto davanti erano le centinaia di volumi scritti su Dante, Petrarca e Boccaccio, che se loro tornassero adesso direbbero wow, I had no idea, no? Cioè, questo per dire che cosa? Che noi con la critica, le traduzioni, creiamo nuovi testi, no? Quindi entriamo proprio in una dinamica creativa, no? Non è sempre la semplice ripetizione. Adesso schippo questo che vi faccio l'ultima cosa, 10 minuti ancora, no? 10 minuti. Allora vi faccio anche questo. Allora, questo faccio poi 5 minuti poi. Allora, questa è un frammento di Saffo, che in greco è un frammento, quindi non c'è metrica, non c'è niente. Questa è la traduzione più o meno in prosa, è tramontata la luna con le Pleiadi, la notte al mezzo, il tempo trascorre e io dormo sola. Poesia triste, no? Tristissima, ma molto semplice. Ho preso 6 traduzioni e per farvi vedere che cosa, appunto, come uno stile individuale diventa invece fortemente influenzato dallo stile nel senso della retorica che intendevamo nella seconda parte della definizione. Allora, qua si potrebbe fare questo giochino, ve le leggo, poi vado molto veloce, ma potremmo starci delle ore su questi. Sono 6 traduzioni diverse, fatte in 6 momenti diversi della storia della letteratura italiana. È sparita la luna, le Pleiadi, notte alta, l'ora del tempo varca, io dormo sola. Sparir le Pleiadi, spariò la luna, e a mezzo corso la notte bruna, già fugge rapida ogni ora, intanto, sola in le piume, io giaccio in pianto. Tramontò la luna e le Pleiadi, e dal colmo è la notte, e l'ora passa, e io soletta mi giaccio. Cinzia tramonta, la fatal carola, le Pleiadi rimena tete in braccio, e mezzanotte, l'ora passa sola, intanto io giaccio. È tramontata la luna e le Pleiadi, è mezzanotte, il tempo passa ed io dormo sola. Oscuro il ciel nell'onde, la luna già s'asconde, e in seno armar le Pleiadi, già discendendo van. È mezzanotte l'ora, passa frattanto e sola, qui sulle piume ancora, veglio ed attendo invano. Allora, qua potremmo aprire un dibattito, qual è la più bella, chi ha fatto che cosa, quando. Quale ti piace? Ecco, questa qua è molto semplice, però c'è questo Dio, sospensione, sì. Io dormo sola.
no? Proprio niente, un niente questo, però la rende completamente diversa da questa qua. Poi ci sono altri più cantilenanti. Allora, chi sono gli autori? Eccoli qua. Leopardi è l'ultima. Il secondo è Foscolo. Adesso ritorniamo. Allora, il primo è questo. Beh, adesso sono messi non in ordine, ve li dico io. Allora, Pontani è del 1969, che sembra un po' Ungaretti, no? C'è un po' l'idea delle parole isolate. La seconda è di Foscolo, Ugo Foscolo, quindi siamo a fine Settecento con questa. La terza è in un volume di De Santi, siamo 1870 circa, Domenico Camparetti è il traduttore. Poi dopo c'è Ippolito Nievo, questo è curioso perché doveva andare al matrimonio di un amico e non aveva soldi per fargli il regalo, gli traduce qualche poesia. Questo nel caso dobbiate fare così, è un escamotage per i traduttori, traducete qualcosa così risparmiate il regalo. È tramontata la luna è Paduano, che è un grecista importantissimo, degli anni 90 questa traduzione, e l'ultima è del giovane Leopardi che a 14 anni si cimentava con le traduzioni. E sentite com'è più pesante anche rispetto a Foscolo, no? Però vedete che ci sono alcune che sono a forma chiusa, con la rima, versi di 6 sillabe, con un sistema di rime molto preciso. La seconda e la sesta sicuramente, ma anche la quarta, che è di Ippolito Nievo, sono in decasillabi, poi con queste figure retoriche, no? Ecco, se noi andiamo a vedere altre traduzioni di questo stesso frammento, e ripeto, non è una forma chiusa, ma è un frammento, potevano tradurlo come volevano, ecco che nel Settecento sono tutte molto simili. Perché? Perché c'era l'Arcadia, no? Questo modo di fare poesia che indirizza il modo in cui i traduttori traducono. Nell'Ottocento invece c'è questo momento più neoclassico per alcuni, no? Quindi l'uso di figure retoriche, eccetera. Nel Novecento invece il linguaggio si asciuga, e questo grazie anche ad esempio Quasimodo, che traduce, questa non ve l'avevo letta, la terza qua, tramontata la luna e le Pleiadi a mezzo della notte, anche la giovinezza già dilegua, e ora nel mio letto resto sola. Quasimodo, Lirici greci, testo importantissimo. Chiudo, e quindi vado velocissimo, con l'ultimo esempio, no? Quindi questo era per farvi vedere come lo stile, nel senso di retorica di un'epoca, influenza le modalità dei traduttori. Questo ve lo racconto perché l'avevo presentato appunto un mese fa a un convegno a Modena che abbiamo fatto proprio sulla presenza dell'importanza delle traduzioni canoniche nella letteratura italiana. Cioè ci sono state le traduzioni, che so, l'Iliade del Monti o l'Eneide di Annibal Caro, che sono diventate testi della letteratura italiana, non importanti perché sono traduzioni, ma importanti come modelli di scrittura per l'italiano, letterari. Va bene, ho presentato questa cosa, adesso in 5 minuti vi racconto questa cosa e chiudo. Ozymandias di Shelley è una poesia molto interessante, molto bella, scritta dal giovane Shelley prima di venire in Italia, che riguarda una delle rovine di questo grande colosso di Ramsete II, il faraone Ramsete II, che è crollato nel deserto. Quindi gli inglesi, che all'epoca erano un po' colonizzatori, vanno in Egitto, prendono i pezzi della statua e li portano al British Museum. Che cosa succede? Viene fatta una specie di competizione tra Shelley e un suo amico che si chiama Smith, un altro poeta dell'epoca, e pubblicano delle loro versioni, dei loro sonetti su questo colosso. E questa è la poesia di Shelley, in cui lui dà la parola a un viaggiatore, non racconta lui direttamente che cosa ha visto, ma dice: I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunk-like legs of stone stand in the desert. Near them on the sand have sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, you mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Sono versi bellissimi e potentissimi, no? Di questa rovina e questo deserto che ingloba tutto.
questa è la traduzione, la versione del suo amico che non stiamo a leggere. È una poesia sulla vanità delle vanità, no? Quindi riprendo un passo del Quelè, vanità delle vanità di tutte vanità, e lo sappiamo. Cioè, rimane solo questa scritta: io sono il re dei re, e vergognatevi voi potenti, no? Rispetto a me non siete niente. Che cosa ho fatto? Ho preso le traduzioni italiane, ho cercato di vedere come è stato tradotto questo sonetto, quindi una forma chiusa. La prima che ho trovato è del 1902 ed è una traduzione in prosa. Possiamo leggerla, giusto perché se qualcuno non ha ben afferrato. Io mi imbattei in un pellegrino venuto dall'antica terra, il quale mi disse: 2 gambe di pietra enormi e senza tronco, starrite nel deserto. Vicino ad esse giace, mezzo affondato nella sabbia, un volto infranto, il cui cipiglio e il labbro aggrinzito e il ghigno di freddo comando mostrano che lo scultore seppe ben leggere quelle passioni, che tuttora sopravvivono incise nel marmo inanimato, alla mano che le ritrasse e al cuore che le nudrì. E sopra il piedistallo sono queste parole: il mio nome è Osimandias, re dei re, guardate le mie opere, o potenti, e disperatevi. Null'altro rimane. Intorno a quel gigantesco naufragio, stendendosi via lontano le arene sterminate, nude, solitarie e uguali. Quindi questa immagine. Bene, questa è una traduzione in prosa. 20 anni dopo abbiamo una traduzione di un poeta. Che cosa fa questo poeta? Prende la struttura del sonetto, la gabbia del sonetto, diciamo gabbia, e ci mette dentro il testo. Fa quadrare il cerchio. Tal v'Iddio che redì d'antiche lande disse: 2 là nel deserto stanno, gambe di pietra e più tronco non hanno, mezzo sepolto nella sabbia, eccetera. Vedete, a questo attacco uno rimane lì e dice: oddio, no? Sono di fronte a che cosa? Una poesia antica italiana, no? Ecco. Però che cosa ha fatto il traduttore? Ha preso la gabbia del sonetto, faccio gli endecasillabi con un sistema di rime preciso. Facciamo un passo più avanti, vediamo i Meridiani Mondadori, curati da Francesco Rognoni, forse il massimo studioso di Shelley in Italia, che traduce invece in un modo molto diverso dagli altri due, perché dice: incontrai un viandante da una terra antica che disse: 2 immense gambe di pietra senza tronco si ergono nel deserto vicino sulla sabbia, mezzo sprofondato, un frantumato volto giace, eccetera. Vedete che qui va a capo, ogni volta che va a capo, il testo inglese. Ok? Sono 14 versi fa Francesco Rognoni. Non sono versi della stessa misura, quindi non si pone il problema della gabbia, sono quella che noi chiamiamo traduzione alineare, cioè un verso corrisponde a un verso in italiano. E questo è quello che fanno quasi tutti i traduttori oggi. Se voi comprate dei libri in traduzione, quasi sempre c'è corrispondenza tra il verso in inglese, in francese, in tedesco, in russo, quello italiano. Questo è l'unico modo, quindi traduzione in prosa, traduzione in gabbia, traduzione alineare. Edoardo Zuccato, che è un collega dello IULM, bravissimo studioso di queste questioni, in una sua traduzione di Coleridge, quindi un altro poeta, dice: non bisogna andare a capo quando va a capo l'altro, perché si fa così? Bisogna trovare invece una organicità nel testo. Si andrà a capo quando in italiano si sentirà l'esigenza di andare a capo. E teorizza questa cosa, e vi faccio vedere questa traduzione di Giuseppe Conte, che ovviamente non è il primo ministro, ma è un poeta italiano importante, nato nel 1945, che traduce Shelley per la Bourne. E vedete che ci sono molti più, e adesso senza entrare nel merito, perché voglio leggervi le ultime 3 poesie, vedete che sono molti più versi. Sembra quasi che lui voglia frantumare il verso, come la statua che si è frantumata, no? A me dà l'idea che sia quasi un ideogramma, un calligramma, scusate, no? Cioè, così come si è frantumata quella cosa. Ecco, veniamo adesso a una scoperta che ho fatto un po' in ultimo, di 3 traduzioni che mi erano sfuggite in biblioteca, perché sono un po' strane, però sono molto importanti. La prima è del nostro poeta nazionale, Giacomo Leopardi, Anagramma o di parole magico, che secondo me l'ha tradotto con Carlo, che era il fratello, che era competente delle lingue moderne, mentre lui sapeva più di greco e latino. Questa è la versione di Giacomo Leopardi.
Un dì, per queste lande erme e deserte, un viandante straniero io rincontrai, che in suono mesto e grave mi narrava. Là dove il sole dardeggia più ardente, due tronche membra, grandi e solitarie, sorgono immense, e intorno a loro non cosa vive né spira. Solo, in mezzo all'arida distesa, giace un capo, e in lui si scorgono le fredde labbra e il ciglio minaccioso che a un tempo il duolo e l'ira ancor ritiene del grande cor che già l'ebbe animato. E qui via il piede l'opera ormai distrutta, queste parole il sasso ancor conserva. Osimandias son io, re dei potenti, mirate o genti il mio superbo impero, e inorridite, e nulla più rimane. Questo è Giacomo. Seconda sorprendente traduzione è di Giuseppe Ungaretti, che sapete ha tradotto William Blake. Io qua devo dire che ogni volta che leggo Ungaretti mi scatta in automatico la sua voce, perché quando ero bambino in televisione c'era l'Odissea, una serie, loro non si chiamano sceneggiati, no? E l'Odissea veniva introdotta da Ungaretti, che leggeva la sua traduzione di alcuni versi, e c'era Ungaretti che aveva un basco nero in testa, la barba bianca, una voce profondissima. E a me, quando, insomma, scusate, la leggerò un po' così. Incontrai un viaggiatore di un'antica terra che disse: due gambe di pietra immense, senza tronco, stanno nel deserto. Vicino un volto franto, mezza sepolto, un ghigno, una smorfia di comando, scolpite le passioni che non muoiono. Sulla base queste parole: Osimandias, re dei re, guardate le mie opere e disperate. Nulla resta, sabbia infinita avvolge la rovina. Ultima poesia che vi leggo, ho trovato una attribuibile a Dante Alighieri, un sonetto in cui si parla della stessa cosa. E siccome Shelley ha studiato italiano, lui è venuto in Italia nel 1818 così, ma prima aveva cominciato a studiare italiano nel 1813 a Londra, e naturalmente ha studiato italiano leggendo Dante, leggendo Tasso, leggendo Marino, Ariosto, non facevano lingua comunicativa, no? E quindi aveva una grande conoscenza della Divina Commedia, apprezzava molto il Purgatorio e il Paradiso, cose che non facevano quasi nessuno. E insomma c'è questo sonetto apocrifo attribuibile a Dante. Secondo me Shelley può darsi che abbia tradotto questo. Un dì trovai per via di terra antica un uomo che disse: in sol deserto piano due gambe enormi stanno, e in capo insano giace franto tra sabbia aspra e nemica. Fronte corrugata e bocca aprica, che par che in ira e sdegno ancor rimano, ben seppe il mastro dar con l'arte mano all'orgoglio del cor che qui vi antica. E in sulla base è scritto: io son sovrano, Osimandias nomato, e con valore feci tremar del mondo ogni confine. Ma nulla più ne avanza, che lontano sol sabbia regna, immensa e senza ardore, e avvolge il tutto in muto suo cammino. Conclusioni. Brevi conclusioni. Le traduzioni di un testo, così come le variazioni su un tema musicale, sono pressoché infinite, e questo lo sappiamo. Le 3 traduzioni finali sono state prodotte in pochissimi secondi dal programma di intelligenza artificiale ChatGPT-3, disponibile in rete in data 2 marzo 25. Al programma è stato chiesto di tradurre il sonetto di Shelley secondo lo stile dei 3 autori indicati, nel caso di Dante seguendo anche la gabbia metrica e rimica del sonetto. Bisognava dargli le istruzioni giuste, però è fatta lui. Scoglium, no? Negli scritti medievali c'erano le domande, no? I problemi. Come si fa a competere con un elaboratore che in 2 secondi ti trova le rime per un sonetto senza deragliare dai vincoli del significato delle singole frasi? Come si fa a non rimanere sbalorditi di fronte al reperimento di una versione ungarettiana o leopardiana di una poesia di Shelley o a un archetipo dantesco? Siamo davanti a un fake,
come quello in cui si vede un colosso d'oro di uno pseudo-imperatore contemporaneo fra le vie di una Gaza colonizzata e ricostruita dall'imperialismo di ultima generazione. No? Mi è venuto in mente un po' questo Ramsete II e questo bel colosso. Consoliamoci. Anche Ramsete II, come tutti gli autocrati, era potentissimo, ma di lui non restano che frammenti nel deserto. È una frase tracotante che però ora, con buona dose di non intenzionale graffiante ironia, non fa che ricordarci di quanto sia vano il potere terreno, anche quello tecnologico. Forse quel che rimane oggi, come 3000 anni fa, è il gesto artigianale dello scultore. No? C'è quel passo al centro della poesia in cui si parla dello scultore che coglie quello sguardo di freddo comando, no? Cold command, dice. Il gesto artigianale dello scultore che colse benissimo e riprodusse altrettanto bene sulla pietra qualcosa di più profondo, capace di ritrarre l'animo crudele di quel potente. Quel gesto creativo, interpretativo dell'artista nasce da uno sguardo personale, singolare, da un'impollinazione, la chiamerebbe Shelley, non algoritmica. Almeno c'è da sperare che rimanga spazio per quei gesti creativi affinché l'essere umano continui ad avere un ruolo, almeno come si dice oggi, come human in the loop. C'è questo libro che non so se conoscete, di Paolo Benanti, che riguarda proprio l'etica, no? Di problemi etici legati alla macchina. Tra l'altro, questo Paolo Benanti è un francescano ed è il consigliere di Papa Francesco per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Questo libro è un libro molto interessante. O per essere ancora più generici, richiamo e chiudo con questo l'appello del nostro presidente Mattarella, che poco tempo fa ha proprio ricordato come l'intelligenza artificiale mette a rischio il pluralismo linguistico, cioè quello stile individuale, no? Con questo rischio di appiattire tutto. E credo che la traduzione debba lavorare anche in questa direzione. Franco, grazie mille. Allora, rispetto a quello che avete visto sulla locandina, capirete che non sono la professoressa Lucia Fiorella che ci guarda, ma che purtroppo deve partire tra poco e quindi... Poco cortese, e poi alla purtroppo sicuramente farà benissimo. Vabbè, comunque sarò molto rapido perché non vedo l'ora di ascoltarlo, Tim, in realtà, quindi più che parlare io, vorrei lasciar parlare lui. Allora, immagino che diversi tra voi lo conoscano magari piuttosto come autore di romanzi o di saggi, ma Tim Parks è anche una delle voci più autorevoli nel panorama sulla traduzione letteraria e per quanto riguarda la riflessione teorica sulla traduzione. Ha reso accessibile al pubblico anglofono opere di grandi autori italiani, tra cui l'elenco è parziale, però cito Alberto Moravia, Italo Calvino, Cesare Pavese, Antonio Tabucchi, Giacomo Leopardi, ma anche Machiavelli o Pasolini. E il fatto che questo ordine sia totalmente casuale, come sembra, era per arrivare alla fine proprio a Pierpaolo Pasolini, perché penso che proprio la versione inglese di Ragazzi di Vita sia uno dei tuoi lavori più recenti. Sì. Ottimo, direi. Ecco, perfetto, l'ultimo. Quindi, oltre ad avere... In ogni senso. Ne parleremo magari. Insomma, hai tradotto molto, cosa di cui ti ringraziamo perché hai permesso a tanti autori italiani di essere o conosciuti oppure meglio conosciuti a lettrici e lettori di lingua inglese, ma hai anche insegnato a lungo traduzione alla IULM a Milano e sulla traduzione, l'abbiamo già detto, Tim ha scritto quel bel Translating Style, che è anche una traduzione italiana che è appunto tradurre l'inglese, pubblicata da Bompiani, che invito tutti a leggere. È un libro che secondo me è molto interessante sia per i non anglisti e che consiglierei anche ai lettori anglofoni non italianisti nell'altro senso. Io mi fermerei qui e ti lascerei la parola. Grazie. Sì, grazie Fabio. Ti ascoltiamo. Sì, sapevo che sarebbe difficile seguire Franco, soprattutto questa impresa finale. È stato molto interessante l'emotività di congratularci per l'italianità di Ozymandias, vedendo che Dante l'aveva fatto prima,
e poi scoprire che effettivamente non era vero. No, credo che sono interessanti questi momenti emotivamente anche. E poi sì, ChatGPT ne potremmo parlare, perché effettivamente ormai c'è un altro giocatore nel campo che fino a anche 6-7 anni fa non era a questa altezza. Comunque, per non essere di meno, cioè io parlerò di tutt'altro, ma per non essere di meno voglio almeno partire, deciso di presentare in forma di indovinello all'inizio. Cioè, vi voglio chiedere, io parlerò soprattutto del fatto del traduttore, lettore e traduttore-scrittore, cioè l'ingranaggio tra questi due poli del lavoro del traduttore. Ma voglio cominciare allora con un indovinello. In quali circostanze si può dire che un libro non è un libro? Ok? Che un libro non è un libro. Come ogni indovinello, ovviamente ha del paradossale. Vi aiuto un po'. Tanto per controllare. Questa cosa qua, questo oggetto qua, come reagiamo a una cosa del genere? Cioè lo vediamo, cos'è esattamente? Cioè quando vediamo segni di questo genere, siamo abituati ad immaginare che questo è un codice, una lingua che riferisce a qualcosa al di fuori di questa immagine, questa in realtà che dovrebbe essere comunicato a noi, e siamo tutti ansiosi a possederlo, questa cosa, a sapere. Però ahimè in questo caso nessuno ha mai capito cosa, neanche ChatGPT, cosa potrebbe voler dire questa cosa. Se andiamo a vedere dove capita questa immagine, lo troviamo in quello che sembra effettivamente un libro, ok? Ci sono di questo libro 240 pagine, è stato trovato, comprato da un antiquitario a Roma nel 1910 e si chiama, forse tanti sapranno già, il Voynich Manuscript, il manoscritto Voynich. Voynich era chi ha comprato, immaginando di comprare un testo del 400. E effettivamente analisi della carta ci portano a quel periodo. Però nessuno è mai riuscito a capire cos'è questo testo, nessuno è mai riuscito a capire questa lingua. C'è chi crede che è una beffa molto elaborata, cioè fare 204, cioè sarebbe un po' eccessivo solo per prendere in giro la gente, anche perché non viene fatto in un baleno come lo farebbe il nostro chat per noi. Allora, una cosa del genere ci fa capire una cosa, che un libro, finché non siamo capaci di leggerlo, in un certo senso non esiste. Cioè nessuno ha mai avuto l'esperienza libro con questo testo. Sembra quasi una provocazione. Allora la faccenda libro, quello che succede per fare sì che un libro è un libro, richiede il lettore. E ahimè, come sappiamo, la stragrande maggioranza dei testi scritti nel mondo sono scritti in lingue che noi non capiamo. Okay. È piuttosto piccola la zona della nostra conoscenza rispetto al numero dei testi stampati. Quello che voglio suggerire è che in questo desiderio di possesso del testo, perché è proprio quasi un'ansia nostra verso la comprensione, continua ad infiniti livelli.
Non è una cosa o si capisce o non si capisce. Per esempio, se guardiamo questo, anche se, non so se c'è qualcuno qua che lo capisce, no, ok. Però questo, sì, se c'è qualcuno, no. Però già ci dice, cioè già crediamo di aver visto questo tipo di scrittura, già ci sa, non so, l'India, di quella zona lì, però non possiamo neanche cominciare a pronunciare una parola, non c'è nessun suono lì, c'è solo un senso dell'esotico. Se invece guardiamo questo, abbiamo effettivamente lo stesso testo che è stato riprodotto con le nostre lettere, più qualche altro segno che non capiamo. Però adesso immaginiamo di poter almeno fare suoni, forse pensiamo che in versi, come Franco ci ha fatto capire quanto è importante decidere dove si divide, dove si va a capo. Se guardiamo attentamente vediamo la parola Pramarsin alla quinta riga e alla fine la parola Sutta, che per chi si è avvicinato un po' al buddismo vorrà dire qualcosa, e effettivamente questa è la prima pagina della Mahabharata, che io non so pronunciare. Però notiamo la differenza tra prima versione, cioè nel nostro avvicinarsi a qualunque cosa che leggiamo, ci sono infiniti livelli. Proviamo per esempio questo splendido testo e probabilmente qua ci sarà qualcuno che sa leggere questo, perché questo in rumeno, non cerco di leggerlo, vediamo che ci sono numeri, 1, 2, 3, 4, 5, vediamo la ripetizione che come Franco ci ha fatto notare può essere molto importante, e mi ha stupito la decisione di non ripetere le ripetizioni nel lavoro di Strand, perché è inimmaginabile. Se posso dire, non è solo verso l'italiano questo. Io mi ricordo una traduzione di Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg comincia Le voci della sera con una serie di dialoghi, e alla fine di ognuno disse mia madre, disse, e viene tradotto senza questa ripetizione in inglese, che perde totalmente il senso di rabbia che mia madre continua a dire queste cose. Comunque questo testo molto più... ma vediamo lo stesso testo in un'altra lingua. Sì, e subito sappiamo cos'è. Yes, surely. Io non posso pronunciare il portoghese, anche se amo sentirlo, ma quando vedo Deus e vedo Ceos e a terra, ok. E siccome io sono figlio di un pastore anglicano, ok, cresciuto allora nella chiesa, ok, e io vedendo questo mi dico subito, in the beginning God made heaven and earth, and the earth was without form and void, e io me lo posso ricordare tutto questo. Devo dire che ho esitato per un attimo prima, quando qualcuno casualmente mi ha fatto vedere il rumeno, e poi ho capito. Allora ci avviciniamo sempre di più a qualcosa di conosciuto. Disse Deus haia lux e huve lux. Ok. E la cosa sembra molto diversa dall'inglese and God said let there be light and there was light. Ok. C'è una motività ovviamente per me molto diversa, però questo è il testo. Ci avviciniamo lentamente a qualcosa che possiamo capire.
ma anche quando arriviamo alla nostra lingua, non vuol dire che tutti i lettori sono uguali e ci saranno testi nella nostra lingua con cui fatichiamo, forse anche di più che non i testi in un'altra lingua. Guardiamo questo che una volta ho avuto il piacere di tradurre. Grande masso granitico bracciato chiaro di età paleozoica, immerso in un bellissimo paesaggio montano, grazie per questa mezza frase comprensibile. Si tratta di un voluminoso olistolite inglobato in una litozona a brecce, presente a Rombecco, nella parte basale del Flysch di Monte Caio, su cui paiono trasgredire i Flysch ad eliminotidi che seguono e non so, cioè credo un po' di conoscere l'italiano adesso, ma questo testo, nonostante il fatto che io l'abbia introdotto forse 35-40 anni fa, non lo capisco più. L'ho capito, credo di averlo capito quando l'ho tradotto. Effettivamente adesso con ChatGPT-4 non c'è più bisogno probabilmente che qualcuno faccia fatica per tradurre questo, che forse è anche una perdita, ma è interessante. Cioè, ogni testo ha i suoi lettori che avranno reazioni diverse verso il testo, il giovane geologo, il vecchio geologo, chi conosce Monte Caio, eccetera, eccetera. Ovviamente questo è un altro testo adesso nella mia lingua con cui mi sono misurato per altri motivi, e qua vediamo ovviamente indirizzato a un lettore tecnico. Using optogenetic tools, we identified and characterized long-range G aminobutyric acid releasing GABAergic neurons that provide a bidirectional hippocampal entorhinal inhibitory connectivity and preferentially target GABAergic interneurons. This is a kind of text, il tipo di testo davanti al quale uno alza una bandiera bianca, ovviamente. Questo è effettivamente un testo di neuroscienza che tratta di un esperimento su topi e le loro capacità proprio di sentire col naso. È una cosa dell'olfatto del topo. Ok, allora tutto questo semplicemente per dire comincerete a capire dove voglio andare. La questione di non capire il testo sarà quello che fa sì che dobbiamo avere un traduttore. Ma cosa capisce il traduttore del testo? Che tipo di lettore è? Vediamo un testo, tanto per finire tutte le nostre sfumature di capire e di non capire. Ecco un testo, questo effettivamente sì, di Ragazzi di vita, di Pasolini. Ok, allora io un po' forse scioccamente ho accettato di tradurre questo libro, ma vedrete da come leggo questo che forse non dovevo. Perché anche se io credo adesso di capire tutto questo, dire che so pronunciarlo sarebbe ammazza te, fece il calabrese, che non ho rimedi mezzo corpo, se fece il ricetto. A cosa, disse il calabrese, quanto già vuoi caricare? Ma non mi fa ridere, levate, ribatté il ricetto. Andiamo a farsi un tubo, gridò tutto a un botto il picchio, risvegliandosi e zompando in piedi, secco che se s'alzava un po' di vento volava. Sta ingranato, fece il calabrese. Cioè, uno dei miei problemi con Pasolini era capire quanto capivano gli italiani del testo, cioè quanto è strano questo testo, quanto è veramente dialetto romano e ogni tanto, cioè
se uno va online troverete tantissimi siti che fanno notare tutte le volte che Pasolini ha sbagliato il dialetto romano, ovviamente essendo più di queste zone che di quelle. Questo è forse uno di quei casi dove capirete di più dalla mia traduzione che non da Pasolini. Shit, said Calabrese, don't you think it's worth 500? Tell me another, said Ricetto. So, said Calabrese, want to bet? Don't make me laugh, answered Ricetto. Give me a break. Let's go drink, yelled Picchio all of a sudden, waking up and jumping to his feet, so light a gust of wind would have blown him away. He's loaded, said Calabrese. Oh. Cioè, questo è molto divertente effettivamente costruire in inglese questa cosa, ma ovviamente è perso ogni connotazione regionale inevitabilmente e sarebbe folle immaginare di poter mantenerlo. E il testo inglese ha un feel molto molto diverso dell'originale, almeno per me. Come faccio a sapere esattamente com'è il feeling di questo testo? Allora, questo è un problema regionale e anche di età, perché il dialetto che ha usato Pasolini è un dialetto ormai vecchio. Vediamo un ultimo testo, voglio suggerire tutte le gradazioni, ma non tutte, ma alcune gradazioni, sfumature di sentirsi a casa o no con un testo, perché il traduttore molto spesso si trova a dover tradurre testi che già sono nella sua seconda lingua e che già per i madrelingua sono un problema. Mettiamo questo adesso. Messer, ma riconoscerete subito, presumo, Messer l'Abate, postole l'occhio addosso, e veggendola bella e fresca, ancor che vecchio fosse, sentì subitamente non meno cocenti gli stimoli della carne, che sentiti avesse il suo giovane monaco, e fra se stesso cominciò a dire, perché non prendo io del piacere quando io ne posso avere, con ciò sia cosa che il... No, scusatemi. Perché non prendo io del piacere quando io ne posso avere, con ciò sia cosa che il dispiacere, la noia, sempre che io ne vorrò, siano apparecchiati. Difficile alla fine. Difficile alla fine. E di nuovo, probabilmente nella traduzione la fine sarà un po' più chiaro. Questo è Boccaccio, ma credevo che fosse, no? Non fosse ovvio. Non è interessante che però Boccaccio è più facile di Pasolini? Ok. Nonostante la distanza. Molto interessante anche tutto l'andamento delle frasi in Boccaccio lì. Tutto questo allora, infatti leggiamo l'inglese perché di nuovo notiamo che il traduttore, questa è una rapida versione mia, ci sono infinite versioni, non cerca di recuperare l'antichità del testo. Seeing the abbot come in, the girl lost her head and started to cry, afraid she'd be disgraced. Looking her over and finding her fresh and pretty, the abbot, old though he was, immediately felt the same hot, carnivorous urges his young monk had felt and began to say to himself, well, why not enjoy yourself while you can? Trouble and tedium you can have any day, if that's what you're after. E il solo accenno stilistico, per tornare a Franco, all'originale viene col trouble and tedium per recuperare un senso di qualcosa legato, di qualcosa che si muove, eccetera, eccetera. Allora è più facile questo mi ricordo quando Gianni Riotta mi ha scritto dopo che
qualcuno mi ha costretto l'unica volta nella mia vita a tradurre una poesia, e insieme con Jonathan Galassi abbiamo tradotto Silvia di Padre, ovviamente, per il New York Review of Books, per qualche articolo. E Riotta mi scrive e dice: ma per molti giovani questo sarà molto più comprensibile nella versione inglese. Sì, ma molto meno bello. Comunque, tutto questo, allora, per prepararvi alla questione che tipo di lettore è il nostro traduttore, ok? Com'è che lui si avvicina al testo, com'è che lui possiede il testo e cosa farà poi con quello che ha capito. Volevo qua tornare indietro perché spesso uno viene chiesto a tradurre quando veramente è troppo presto. Io dopo un paio di mesi in Italia, che quasi cioè sono arrivato in Italia senza capire niente, senza sapere niente, mi hanno chiesto una traduzione, era una traduzione di un dépliant di cassaforti. Sì. Siamo nell'82, probabilmente 81-82. E mi ricordo come un incubo, la prima volta nella mia vita che mi trovavo davanti a qualcosa che non capivo cosa farmene. Era questa frase qua, che la cassaforte era una cassaforte con chiave a doppia mappa effettiva. Allora era la parola effettiva che, nonostante il fatto che è una parola fine, mi ha presentato un problema, perché doppia è ovvio, mappa, anche se non sapevo la parola in inglese, è la parte della chiave lì in fondo che proprio gira il meccanismo, che in inglese si dice bit o flange, ma effettiva. Cioè, in che modo si può immaginare una chiave dove la doppia mappa non era effettiva? E allora che pro? E allora perché metterlo in un opuscolo che vuole fare? Questo devo dire che è stato un momento di, in un certo senso, di illuminazione, perché ovviamente c'è una ridondanza qua. Non è necessario questa parola, cioè per descrivere la chiave ha una doppia mappa. Se tu vuoi cominciare a discutere se ha senso che c'è una doppia mappa, entriamo in un'altra zona di paranoia che non vorrei esplorare. Però chiaramente questo era visto come una cosa che dava una certa o autorevolezza o persuasione al testo, e il problema è cosa succede se metto in inglese questo. Cominciavo subito a notare che c'è in italiano c'è una certa passione per la ridondanza, in zona burocratica in particolare, ma forse in tutte le lingue, ma non sempre nei stessi momenti. Vi do qualche esempio. Questo nell'ufficio postale a Verona. Il cliente è pregato di inserire il numero telefonico esatto. Cioè, sì, non si può, cioè se scrivo questo in inglese mi picchiano. Al massimo uno potrebbe scrivere customers are invited to take care when entering their telephone number, che forse come ragazzi non fate un errore adesso. Altro, questo mi è piaciuto molto, questo a Verona, premunirsi di biglietto a terra prima di salire sull'auto, cioè quante volte devo... E questo di nuovo dà un... Cioè vediamo che è un... Cioè, allora, immaginiamo che io sto traducendo questo testo. Devo chiedermi, ma sto traducendo il senso per il cliente
o sto traducendo per far capire agli inglesi la follia di questa forma di... Non perché ci vorrebbe... Cioè, per esempio, se io sto scrivendo un romanzo di uno che scopre che sta prendendo in giro questo modo di scrivere, allora devo tradurre in un certo modo. Se semplicemente voglio far capire agli inglesi di comprare il biglietto prima di salire sull'autobus, allora si può anche dire get your ticket before boarding. Anche questo è bellissimo. Questo è l'IULM. Riduzioni per studenti regolarmente iscritti. Ma chi sono quelli che si iscrivono senza... Di nuovo, in inglese si può forse gestire un po' così. Allora, come lettore nella sua seconda lingua e seconda cultura, bisogna assolutamente capire quello che è standard e quello che non è standard, perché il standard spesso è molto bizzarro e indica proprio una comunità, un modo di vivere certe cose. Abbiamo allora questo problema che molto spesso, e non solo nella poesia, anche se squisitamente nella poesia, c'è molto in un testo che va al di là del mero senso semantico. Cioè, do un paio di esempi senza assolutamente leggere. Se per esempio entriamo in questo mondo, tipo IKEA, questo è il mondo delle istruzioni per costruire l'armadio a parete che hai appena comprato, follemente. E ti dà tutto un senso di un certo tipo di ordine, di un certo modo di pensare, e anche le espressioni dentro saranno per esempio in inglese soprattutto nel passivo. The cabinet should be affixed to each other and then secured to the back wall in the case of a dishwasher. Ok, eccetera, eccetera. Cioè ogni testo porta con sé il suo umore, il suo feeling, che dipenderà anche dal tipo di cultura. Questo per esempio riconoscerete è un tipico bolletto dell'elettricità. Non li fanno così in Inghilterra. Chi è che legge tutto questo? Quando però è lì per il pignolo, per dire se proprio vuoi, puoi leggere anche tutto questo e crea un senso di serietà e di noi siamo gente che stiamo pensando, che stiamo elaborando tutti questi dati per te. Allora, un primo problema che un traduttore avrà sempre è questa idea di spostare la torre di Pisa a New York. Cioè, come apparirà la torre di Pisa a New York? Quanto deve pendere quando arriva tra i grattacieli di New York? Questo è vero non soltanto dei testi scritti, ma anche dei testi parlati, che molto spesso invitano chi ascolta a riconoscersi in una comunità, come magari un iniziato, in un tipo speciale di conversazione. Mi chiedo se riconoscerete lo stile qua. Questo ovviamente alla televisione a un certo ora di sera. L'oscillazione dinamica del pacchetto difensivo con ruoli intercambiabili nelle configurazioni a zone è indubbiamente valida se considerata da una prospettiva squisitamente tattica, ma forse la posizione precariamente avanzata dei due attaccanti che ne risulta non è del tutto indicato per l'alta tensione psicologica con la quale i giocatori affrontano una partita che potrebbe rivelarsi lo spartiacque di un campionato che già si avvia alla sua conclusione, come questa frase finalmente. E questo incredibilmente preso parola per parola è Sandro Ciotti
nel 1988, causandomi quasi un orgasmo di piacere linguistico, perché mi sembrava impossibile parlare del calcio in questo modo. E di nuovo, cosa vorrebbe dire una traduzione di questo oggetto? Gli inglesi non parlano di calcio, forse per questo non hanno vinto il mondiale recentemente, non so, però comunque se io lo traduco così com'è è solo per far vedere come parlano gli italiani, perché ogni senso del testo sarà perso nella meraviglia dello stile, che più stile di così, Franco, non si può. Se lo stile è un insieme di stilemi che indicano un mood, è un drift, una direzione, questa è la cosa. Faccio un ultimo esempio prima di magari andare a cose più serie, ma un altro momento orale che mi ha molto impressionato in Italia, ma vedrete. Intercity 608, Ugo Foscolo, di prima e seconda classe, delle ore 16 e 05, con servizio di ristorante e minibar, per Venezia Santa Lucia, è in partenza da binario 14. Si ferma a Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Portanuova, San Bonifacio, Vicenza, Padova e Mestre. Carrozze di prima classe in settori B e C. Ok. È soppresso. Non è incredibile questo? Cioè, di nuovo, tradurre questo, uno potrebbe dire, chi ha annunciato ha detto che il treno è stato cancellato, però quello che era incredibile, e questo risale, non fanno ahimè più così. Questo è Stazione Centrale Milano, 2001, io facevo il pendolare tra Verona e Milano, allora assistevo a queste cose. Addirittura mi ha ispirato a scrivere un libro sulle ferrovie italiane. Ma di nuovo c'è qualcosa di liturgico in questa cosa. Veramente, se uno torna un attimo indietro, prima era bellissimo quando i treni avevano nomi, perché richiamavano un'appartenenza culturale, cioè bisognava sapere chi era Ugo Foscolo. Tutti gli Intercity sono di prima e seconda classe, non c'era nessun bisogno di dirlo. Tutti avevano con servizio di ristorante minibar, sempre detto come un'unica parola. L'unica cosa che conta è il binario da quale parte, che eventualmente arriva, e forse se sei fortunato di essere in prima classe alla fine. Poi durante gli scioperi avevano questa cosa che facevano tutti gli annunci come normale, probabilmente era sistemato con un computer, e poi alla fine dicevano semplicemente soppresso. Sì, era troppo bello per non dare di nuovo. Credo che questo indica anche un po', cioè sentiamo qua tutta la difficoltà della traduzione a veramente traghettare cosa vuol dire avere esperienza di un annuncio di questo tipo. Comunque, voglio andare a qualcosa di diverso allora. Chi è questo lettore? Com'è che legge i testi e cosa ne farà di questi testi quando li ha letti? Vediamo qua, spostandoci nel campo letterario, un altro testo e immaginiamo il lettore inglese, traduttore, davanti a un testo di questo genere, forse di nuovo riconoscete subito. Sanno scrivere, qui sta il guaio. Io amo il testo anche per quell'incipit, perché normalmente saper scrivere è considerato abbastanza positivo, no?
sanno scrivere, qui sta il guaio. La brinata dell'alba scura e i soglioni delle messe se li pigliano come tutti gli altri poveri diavoli, giacché sono fatti di carne ed ossa come il prossimo, per andare a sorvegliare che il prossimo non rubi loro il tempo e il denaro della giornata. Ma se avete a fare con essi, vi uncinano nome e cognome, e chi vi ha fatto col beccuccio di quella penna, e non ve ne districate più dai loro libracci, inchiodati nel debito. Okay. Se vediamo qua il titolo, Galantuomini, questo già cambia totalmente il senso delle descrizioni di questi uomini. Galantuomini non è una parola facile da tradurre. Se diamo anche un'occhiata minima a ripetizioni e anche metafore, immagini, notiamo i poveri diavoli e poi il fatto che il galantuomo è fatto di carne ed ossa come il prossimo e che va nei campi per andare a sorvegliare che è il prossimo. E si chiede perché ripeti il prossimo. È piuttosto evidente che si entra in un lessico biblico del prossimo che dobbiamo amare e invece stiamo lì a controllarlo che non rubi il nostro tempo, magari non lavorando. E poi abbiamo questa immagine bellissima alla fine del problema del loro scrivere, che se avete a fare con esse vi uncinano nome e cognome e chi vi ha fatto col beccuccio di quella penna, proprio, e non ve ne districate più dai loro libracci, inchiodati nel debito. Allora il traduttore è davanti, come ci ha fatto vedere benissimo Franco, ha tutta una serie di vincoli qua, di recuperare molti elementi di questo testo, di farlo funzionare, di fare sì che questo testo esiste e accade per il lettore, un po' come per i lettori. C'è un'altra cosa però, se noi guardiamo i Promessi Sposi, ma la ragione giusta la dirò io, soggiunse Renzo, è perché la penna la tengono loro, e così le parole che dicono loro volano via e spariscono. Le parole che dice un povero figliolo stanno attenti bene e presto presto le infilzano per aria con quella penna e te le inchiodano sulla carta per servirsene e tempo e luogo. Ma mi sembra piuttosto evidente che il nostro Verga conosceva questo testo e probabilmente sapeva benissimo che i suoi lettori in quei tempi avrebbero avuto in mente questo testo e avrebbero capito. Allora il povero traduttore probabilmente non lo sa questo. S'altro, io non lo sapevo perché non sono, ahimè, perché questa traduzione mi sarebbe piaciuta moltissimo. Io non lo sapevo finché qualcuno non me l'ha fatto notare. Allora il traduttore come lettore voglio farlo, perché spesso si dice che il traduttore è il più intimo lettore di un testo. Può essere quello che fa più fatica su un testo, ma magari non il lettore ideale. Parte svantaggiato è generalmente la sua seconda lingua, non lo conosce come madrelingua, non ha interiorizzato il contesto come ha fatto un madrelingua, non vive il testo né lo fa accadere, cioè nel senso proprio che il testo esiste con l'incontro con un lettore che sa a fondo la lingua. Anche lì Franco ha citato Schleiermacher che fa quell'osservazione che bisognerebbe conoscere l'autore meglio che di quanto non si conosceva se stesso, ma anche il contesto intorno ovviamente a questa figura. Ma
e di questo si parla molto poco. Il traduttore, ahimè, vede il testo come un compito, soprattutto gli studenti ovviamente, analizzandolo in piccoli segmenti, mentre il lettore ovviamente legge rapidamente. Il traduttore, e questo ho notato molto spesso, può magari tradurre molto bene 5 frasi, ma le 5 frasi tra di loro non comunicano molto. Allora, avendo pensato a tutti questi problemi, cominciamo a chiedere il traduttore come scrittore com'è. Ricordiamo che le combinazioni di traduttore e scrittore, cioè di traduttore come lettore e scrittore, sono infinite. Ci sono traduttori che sono bilingue da quando erano piccolissimi, non so se questo è uno stato beato o no, altri che hanno imparato la lingua all'università, altri come me che l'hanno imparato soprattutto sul posto e in biblioteca da solo leggendo romanzi. Altri come c'è una traduttrice molto famosa nel mondo anglosassone, la Anne Goldstein, che dice che ha cominciato ad imparare l'italiano a 60 anni leggendo Dante in un corso a New York per intellettuali americani, cioè cominciare italiano con Dante a 60 anni, cioè mi sembra difficile, però voglio dire c'è ogni possibile combinazione, c'è chi è già scrittore o chi non lo sarà mai scrittore, eccetera, eccetera. Allora è infinito quando cominci a guardare i traduttori, quanto è complesso l'ingranaggio tra le loro varie competenze. Cioè uno chiede in che modo questo testo, che esperienza di testo ha fatto questo? Per esempio, se noi immaginiamo che se il testo esiste solo in quanto c'è un lettore, se c'è un testo molto importante per noi, non so, un'email da un fidanzato, una fidanzata, un modulo per una domanda per lavoro, eccetera. Se immaginiamo che prima che noi lo leggiamo, un altro si intromette e decide di riscriverlo per noi, diventiamo un po' ansiosi, credo, e vogliamo sapere se veramente ha capito e se ha fatto esperienza. Ho letto l'intervista di chi recentemente ha tradotto l'Isola di Arturo in inglese. Emerge dall'intervista che non aveva letto Morante prima ed è rimasto stupefatto dalla complessità dello stile. Non dico altro. Diciamo questo, ma prima una piccola citazione. La sintassi del latino è un grande ostacolo per chi voglia scrivere in un buon tedesco. E questo è Lutero sulla sua traduzione della Bibbia. Cioè, quando io radunava gli insegnanti di traduzione, quando ero coordinatore della laurea magistrale in traduzione allo IULM, si lamentavano sempre che gli studenti scrivevano male in italiano. Le loro traduzioni erano scritte male in italiano. E io dicevo, ma scrivono male in italiano quando non stanno traducendo? Cioè, chiediamo loro di scrivere e effettivamente scrivevano decentemente, ma non dico brillantemente. Cioè, scrivere quando scrivi una traduzione è un'altra cosa. Quando io scrivo una traduzione, non è la mia scrittura. È stato interessante l'osservazione di Primo Levi, che credo che è una cosa di cui ogni traduttore che ha scritto prima di tradurre ne fa esperienza. Stai traducendo un libro e dici, ma io non avrei fatto così. Ma qua un aggettivo in meno starebbe meglio, o qua uno in più, ma è impossibile cominciare con questa frase verbale, eccetera, eccetera.
Cioè uno deve resistere lo slancio del proprio stile quando uno traduce. Allora, uno dei problemi è in che modo l'originale è un ostacolo, perché anche ovviamente l'ispirazione è il motivo per cui stiamo scrivendo, perché senza l'originale non c'è la traduzione. Nonostante tutte le diverse competenze, eccetera, c'è una visione molto ridotta, ripetute all'infinito, si riducono sempre a queste due possibilità, che il traduttore o produce un testo finale bello a scapito della precisione, o che segue da vicino la forma originale e produce qualcosa di meno scorrevole. Cioè questo si è ripetuto fino alla noia. Io sono totalmente contrario a questa dicotomia, cioè credo che se uno si mette come lettore a capire bene l'originale, magari uno riesce ad arrivare a un certo livello di precisione e anche scrivere meglio. Per esempio, guardiamo adesso un paio di traduzioni di Verga. Bigwigs. A bigwig in inglese è una parola che nessuno usa più, credo, ma vuol dire un riccone. Spregiativo, ovviamente, però non vuol dire un galantuomo. Galantuomo fa venire subito i brividi, no? Soprattutto se sappiamo che si tratta di Sicilia. So, comincia, the trouble is they know how to write. Notiamo subito che l'originale era sanno scrivere, questo è il guaio. They're made of flesh and blood like the rest of us, so like any other poor devil, they put up with the hoarfrost on a dark morning and the dog days at harvest time, so as to keep watch on their workers and make sure they're not wasting their time and robbing them of a day's wages. I due riferimenti al prossimo sono scomparsi. Ok, questa è la traduzione pubblicata da Penguin Classics. Notiamo anche che il traduttore, che era un famoso professore di italiano all'Università di Cambridge, è molto attento ad introdurre molte espressioni idiomatiche, che crede ovviamente che è la chiave dello stile di Verga, ovviamente famoso per aspetti idiomatici. But once they get their claws into you, they jot down your name, surname, and parentage with those pens of theirs, and you never get out of their grubby little books. You're in debt up to your ears. So, get their claws into you è un'espressione idiomatica inglese, le grinfie, però non è la penna. And jot down è di nuovo idiomatico, ma non ti fa pensare all'inchiodare con la penna. Parentage, per chi vi ha fatto, è ben diverso, ovviamente. And alla fine, you're in debt up to your ears, di nuovo molto idiomatico, scritto bene, se vogliamo, in un certo modo. Però ci sarebbe, il fatto è che una volta che uno nota quello che sta succedendo nell'originale, non è che è necessariamente difficile. They can write, that's the rub. They feel the frost on a winter dawn and the burning sun in summer as much as any other poor devil, made as they are of flesh and blood, like their neighbor, and out there keeping watch on their neighbor to see he doesn't cheat them out of time and money. But if you get involved with them, they pin down your name and surname and your father and mother's with their sharp pens, and you'll never be free of their nasty books, nailed down in debt. Nailed down in debt non è un'espressione nell'inglese, però fortunatamente c'è l'allitterazione dell'id, nailed down in debt, e sembra finale, è un po' spaventoso. Allora,
molto spesso, soprattutto devo dire negli ultimi anni, si è voluto insistere, almeno nell'ambiente anglosassone, che è molto importante, più importante la capacità di scrivere bene che non la capacità, la conoscenza della lingua originale. Ci sono ovvi motivi per dire questo. C'è la tendenza di chiedere a delle celebrità di scrittori già celebri di qualcosa, ma in Italia questo è abbastanza consolidato, di fare traduzioni come se inevitabilmente farebbero delle traduzioni migliori. Però se non hanno fatto esperienze del testo, mi ricordo una discussione addirittura con Seamus Heaney, che aveva accettato di tradurre un canto dell'inferno insieme con altri poeti. Ogni poeta traduceva un canto facendoti aiutare da persone che capivano il testo. Ok. Allora immaginiamo uno che non ha fatto esperienza di quello che è il testo, che cerca di farlo per sentito dire. Ok. Quello che sto cercando di dire è che per chi vuole tradurre, è importantissimo l'immersione totale nella cultura e nella lingua del testo, e anche un minimo di preparazione con questo particolare autore. Mi sono preoccupato per il tempo, perché... No, ma veramente che ore sono che non ho qua? 5 meno 10, ok. No, allora voglio darvi un esempio di due testi. Guarderemo due testi, un testo giornalistico e un piccolo testo letterario, e vedere in opera questa interazione tra leggere e scrivere. Del primo testo offro una sola traduzione perché è una cosa che semplicemente è stato preso dai giornali. Questo pubblicato in Corriere della Sera da uno storico inglese, aveva scritto l'articolo e Corriere della Sera l'ha tradotto. The article in inglese è chiamato The Shady Side of the Street, e questo è l'incipit. I am by nature and upbringing a pessimist. As a boy in Glasgow, I was encouraged to expect the worst, on the principle that by doing so you'll never be disappointed, and sometimes you may even be pleasantly surprised. So I lived my life with the worst case scenario permanently hovering before my eyes. Like Private Fraser in Dad's Army, my default setting is we're doomed. Se leggo quello a un audience inglese di una certa età, tutti rideranno, perché Private Fraser in Dad's Army è un personaggio televisivo famosissimo, molto, molto divertente. Ovviamente sarà difficile in italiano questo. This is not the American way. Ever since Thomas Jefferson cited the pursuit of happiness as a reason for American independence, optimism has been in the DNA of the USA. Ma è brutto o bello questo DNA of the USA? Lascio a voi. Louis Armstrong epitomized the upbeat national mood in that wonderful song, On the Sunny Side of the Street. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet on the sunny side of the street. Nowhere is that sunny side sunnier than in Miami. I went there last week and was dazzled. And
questo è l'incipit dell'articolo e poi parla di quello che ha trovato a Miami. Quanti problemi culturali, quante cose da capire. Allora qua si tratta di una traduzione, perché poi parlerà di tutta la questione di ottimismo ed economia, eccetera, in un modo abbastanza serio, ma anche ovvio. Notiamo queste ovvie cose. Le rime di feet and street, quella noiosa espressione in the DNA, ok. I went there last week and was dazzled. Cioè, ovviamente, dazzled riprende l'idea del sunny, dazzled abbagliato, ma poteva anche essere un'espressione figurativa senza, cioè è un modo di introdurre due modi, cioè cos'è che l'ha abbagliato, il sole o il modo di fare ame. Ok. Ecco, guardiamo la traduzione solo rapidamente per far vedere una professionista al lavoro, probabilmente traducendo questo è una questione di 1 ora e 2 nei tempi dei giornali. Sono un pessimista per natura ed educazione. Quando vivevo a Glasgow da ragazzo, mi spronavano ad aspettarmi il peggio, secondo il principio che così facendo non si hanno mai delusioni. Anzi, a volte si possono avere piacevoli sorprese. Quindi vivo la mia vita aspettandomi la peggiore delle eventualità. E lì finisce il paragrafo. Questo possiamo chiamarlo la strategia dell'omissione. Ha deciso che gli italiani non capiranno assolutamente niente di Private Fraser in Dad's Army. Default setting, we're doomed. Sì. Private Fraser e Dad's Army, per chi non lo sa, era una commedia sitcom inglese che parlava dei vecchi che durante la seconda guerra sono stati arruolati per essere pronti sulla costa inglese quando arrivavano i tedeschi. Ed è molto comico per l'evidente incapacità di queste vecchie persone di offrire qualcosa come una resistenza se dovesse veramente arrivare un esercito. Quello allora una strategia, l'omissione. Questo secondo paragrafo. Questo non è questo però l'atteggiamento degli Stati Uniti, not the American way. Da quando Thomas Jefferson enumerò la ricerca della felicità fra le finalità dell'indipendenza americana, l'ottimismo è entrato nel DNA degli americani. Sì, abbiamo evitato l'uso dopo DNA. C'è una bellissima canzone di Louis Armstrong, non Louis Armstrong epitomized in That Wonderful Song, perché non è sicuro che tutti sanno la canzone. C'è una bellissima canzone di Louis Armstrong che incarna l'ottimismo nazionale. Mi chiedo un po' se uno può incarnare con una canzone. Però vabbè, on the sunny side of the street, ovvero dal lato soleggiato della strada. E questo ovviamente è una strategia della spiegazione fatta senza troppo pesantezza. E finalmente questo. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet on the sunny side of the street. Ovviamente se uno potesse telefonare a Franco Nasi per avere una traduzione di questo, lo faresti, però il Corriere vuole la traduzione, generalmente, la mia esperienza, perché avevo studenti che traducevano per il Corriere,
arriva l'articolo verso le 5 di sera e lo devi ridare per le 10 della stessa sera. Anche senza un soldo in tasca sarei ricco come Rockefeller, polvere d'oro ai miei piedi sul lato soleggiato della strada. Ovviamente il lato soleggiato della strada non è un'espressione standard in italiano, come lo è in inglese, è proprio, oh yeah, I'm on the sunny side of the street. Cioè in Italia bisogna imparare ad evitare the sunny side of the street perché fa troppo caldo. Diversamente ovviamente senz'altro in Inghilterra. Quel lato della strada non può mai essere più soleggiato che a Miami. Qua diventa pesante. Ci sono andato la scorsa settimana e sono rimasto accecato. Ma accecato è lo stesso di abbagliato? Dazzled? Forse sì. E questo abbiamo una strategia di rewriting. Perché tutto è stato un po' rimaneggiato. Ma qua si vede a un livello abbastanza semplice, non una traduzione con cui uno fa una grande reputazione, comunque uno che sta leggendo abbastanza bene, ha capito a fondo questo testo, secondo me, è semplicemente sta lottando di metterlo in un modo che sia fruibile agli italiani rapidamente. Il titolo che piazza il Corriere della Sera però all'articolo secondo me è una bandiera bianca. Il lato in ombra della strada non credo che dirà quasi nulla al lettore italiano e perde tutto il gioco che c'è anche in questo banale articolo inglese. Guardiamo però per finire 10 righe di un libro che sembra quasi sempre alla ribalta, The Great Gatsby. Allora, The Great Gatsby sono uscite una decina di anni fa, non mi ricordo esattamente, tutta una sfilza di traduzioni perché questo libro 70 anni dopo la morte di Fitzgerald non c'erano più diritti di autore, allora possiamo tutti tradurre il Great Gatsby e pubblicarlo e nessuno può chiederci nulla. Effettivamente credo che ci sono tipo 6-7 traduzioni adesso che sono uscite. È bello, forse è bello, forse la traduzione che conta di più è la traduzione che porta il libro nella nostra lingua al momento chiave, quando ci dice qualcosa di America in quel momento, no? Non so, ci sarebbe molto da ragionare su questa cosa delle ritraduzioni. Dico questo come uno che ha ritradotto ovviamente Ragazzi di vita molti anni dopo. Allora, volevo guardare questo per farvi vedere allora qualche traduttore italiano ad opera come lettore e come scrittore. È un paragrafo abbastanza banale di The Great Gatsby. È proprio verso l'inizio sta parlando di due dei protagonisti, Tom e Daisy, due ricchissimi che stanno su Long Island e Gatsby, ricordiamo, era una volta innamorato di Daisy, non ha potuto sposarla perché non aveva i soldi, adesso che ha i soldi e come torna, l'idea dell'intreccio è pazzo, è solo conoscendo la vita di Scott Fitzgerald che più o meno lui ha avuto esperienza di una situazione simile, torna e spera di sposarlo o di prenderlo in qualche modo, di staccarlo dal suo marito, l'incredibilmente ricco e antipatico Tom. Allora vengono introdotti e c'è questo piccolo paragrafo qua. Why they came east, I don't know. They had spent a year in France for no particular reason, and then drifted here and there
unrestfully, wherever people played polo and were rich together. This was a permanent move, said Daisy over the telephone, but I didn't believe it. I had no sight into Daisy's heart, but I felt that Tom would drift on forever, seeking a little wistfully for the dramatic turbulence of some irrecoverable football game. Tom, dobbiamo dire, è stato un grande giocatore di football, non di calcio. Football americano che richiede una certa stazza, una certa violenza, ma tutto il calcio richiede violenza, francamente, ma non entriamo nelle discussioni. Allora, questo paragrafo qua, a prima guardare, a prima occhiata sembra abbastanza facile. Abbiamo la parola unrestfully. They had spent a year in France for no particular reason and then drifted here and there unrestfully. Ma non esiste la parola unrestfully. Cioè, se lo metti in Google trovi Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Ok. Cioè, allora questo è uno di quei momenti quando uno dice, ma usare una parola che non esiste ovviamente è una scossa per il lettore, ma il lettore, per cui è una seconda lingua, è fin troppo abituato a scosse di questo tipo, di non capire. Allora c'è quella domanda che insisto che ognuno che traduce deve sempre chiedersi: se io non so questa parola è perché è la mia seconda lingua o perché anche altri non lo sanno o è inventato? Ovviamente la parola che ci stava, they drifted here and there restlessly, irrequieti. Però irrequieti è una parola restless, which has a certain romanticism about it. I mean, it might indicate a certain psychological state of genuine unease. But unrestfully semplicemente indica che non riescono a star calmi, forse, non so. Abbiamo anche, se cerchiamo elementi, possiamo dire uno stile, che uno stile esiste quando ci sono elementi che si chiamano e che insieme fanno qualcosa di riconoscibile. Cioè che uno leggendo pagine dopo pagine comincia a notare questo ha un certo modo di fare questo, che in rapporto ha il modo di fare in questo, che in rapporto poi al contenuto del testo. Questo possiamo dire dello stile. Unrestfully, they drifted here and there. Okay, restlessly, of course, would have been the word. Drifted in inglese, andare alla deriva, se vogliamo, come una barca, ma non c'è sfortunatamente un verbo italiano che fa esattamente il lavoro di drifting. Se guardiamo, notiamo anche quante cose ci sono di incerti in questo testo. I don't know, no particular reason, I didn't believe, I had no sight into Daisy's heart. E la parola drifted viene usato 2 volte e anche questo in un certo senso, accanto a tutta questa incertezza, l'idea di drift, cioè di andare senza sapere dove vai, comincia a creare un'atmosfera di inerzia un po' triste, senza passione, senza... Ok. This was a permanent move, e questo è classico Scott Fitzgerald. Ama le espressioni ossimoroniche, cioè le 2 parole che cozzano. A move in inglese qua indica chiaramente al momento di trasferire casa, di cambiare casa. But a permanent move, le 2 parole cozzano. Come può essere un move se è permanente? Poi abbiamo il bellissimo wherever people played polo and were rich together. Non puoi dire questo in inglese. Se te lo scrive il tuo
tuo ragazzo a scuola e gli fai notare che uno può dire che la gente is happy together, cioè uno stato proprio emotivo della personalità, o sad together, ma se parliamo di qualcosa di ricchezza, dobbiamo dire these people got rich together, si sono arricchiti. Ma l'idea di to be rich è come se essere ricco fosse proprio uno stato mentale. Ed è questo che Scott Fitzgerald era affascinato dalla vita diversa dei ricchi e come i ricchi e i poveri non potevano mai capirsi tra di loro. You can also say got drunk together, ma non puoi dire get rich together. Devo dire che Scott Fitzgerald fa costantemente questi abbinamenti molto curiosi e lo fa, cioè questa è una cosa che fa anche D.H. Lawrence, ma mentre D.H. Lawrence lo fa in modo plateale che non puoi non notare, Scott Fitzgerald lo dice, lo fa tutto leggero. Vediamo allora rapidamente per capire cosa hanno capito e cosa non hanno capito. Perché fossero venuti nell'Est, non lo so. Avevano passato un anno in Francia senza motivi particolari e poi erano stati sospinti qua e là, irrequieti, dovunque qualcuno giocasse al polo e fosse ricco. Questa era una sistemazione definitiva, disse Daisy al telefono, ma io non ci credevo. Non sapevo leggere nel cuore di Daisy, ma sapevo che Tom sarebbe rimasto eternamente immoto alla nostalgica ricerca di qualche squadra di calcio drammaticamente compromesso nel campionato e di cui potesse rialzare le sorti. Se avete la vaga impressione di non avere visto quello nell'originale, può anche essere perché non l'avete visto nell'originale. E si nota, guarda come Tom sembra un tipo interessante, sarebbe rimasto eternamente immoto alla nostalgica ricerca di qualche squadra drammaticamente compromessa, di cui lui potesse realizzare le sue, cioè un simpaticone. Quello era l'originale lì. Tom would drift on forever, cioè sarebbe stato sempre senza nessuna direzione, seeking a little wistfully, un po' di nostalgia, for the dramatic turbulence of some irrecoverable football game. Irrecoverable nel senso che è nel passato ormai per lui il football game. E ricordiamo che Great Gatsby parla di Gatsby che cerca di recuperare un amore irrecuperabile. E questo almeno, per quanto folle, ha un elemento di nobiltà. Invece Tom vuole recuperare un momento di gloria sportiva degli anni prima. E qua c'è un chiarissimo parallelo che ahimè un po' nella traduzione viene perso. Vediamo Tommaso Pincio. Perché mai vennero all'Est? Non saprei dire. Avevano passato un anno in Francia senza una ragione particolare e avevano vagato di qua e di là, sospinti dalla scontentezza. Ovunque ci fosse gente che giocava a polo ed era ricca come loro. Si trattava di un trasferimento duraturo stavolta, mi aveva detto Daisy al telefono, ma io non ci credevo. Non sapevo leggere nel cuore di Daisy, ma sentivo che Tom avrebbe seguitato a spostarsi in eterno alla nostalgica ricerca della drammatica irrequietudine di una partita di calcio e ommette, scusatemi, ho messo dentro, dovevo lasciarlo per la prossima slide, non metti dentro irrecuperabile. Guardando questo, sospinti, nota quanto è pericoloso scrivere quando traduci. Non dovete scrivere quando traducete prima di scrivere la stessa cosa, perché non dice che sono sospinti dalla scontentezza, dica semplicemente che vanno di qua di là senza nessuna idea cosa fare e senza neanche riuscire a riposarsi. Basta, sono persone di una superficialità irrecuperabile. E questo è il comico che il povero Gatsby
era innamorato di questa donna che risulta assolutamente una donna che non valeva probabilmente questo grande amore. Non è mai gente che giocava a polo ed era ricco come loro, è ovviamente molto difficile questo. Ma nota anche alla fine la drammatica irrequietudine, cioè turbulence in the English there è semplicemente la turbolenza del gioco. È un gioco molto violento il football, tutti si buttano addosso, imbottiti di ogni possibile cosa con casche, e boom! Drammatica irrequietudine. Comunque, questa è Franca Cavagnoli. Perché fossero venuti all'est non lo so. Avevano trascorso un anno in Francia senza nessuna ragione particolare e poi si erano trascinati irrequieti qua e là, dove la gente giocava a polo e si ritrovava ricca in compagnia. Si erano trasferiti per sempre, aveva detto Daisy al telefono, ma non ci credevo. Non riuscivo a vedere nel cuore di Daisy, ma pensavo che Tom avrebbe continuato a trascinarsi in interno con un velo di tormentoso desiderio alla ricerca della drammatica turbolenza di qualche inevitabile partita di football. E qua credo che Franca tradisce una certa astia quando si tratta dell'inevitabilità delle partite di calcio. Però comunque sì, abbiamo questo trascinati irrequieti che poveretti sembrano persone spiritate, molto più interessante delle persone che invece Fitzgerald. Cioè, insisto un po' su questo, anche perché mi ha un po' stupito guardare queste cose. Quando uno traduce, il momento di scrivere è un momento molto pericoloso, perché bisogna accettare gli inviti della propria lingua, trovare rime interessanti, eccetera, ma non se uno porta il contenuto in una direzione diversa. Se uno immagina di moltiplicare tutte queste cose per tutte le pagine di Gatsby, e l'esperienza del libro è totalmente diversa. Cioè, quando noi ci avviciniamo a un libro, portiamo il nostro bagaglio o tecnico o competenza o esperienza di amore, non di amore, di quel periodo, non di quel periodo, di come ho imparato questa lingua e facciamo succedere il libro. Allora è già diverso per tutti. Ok. E il libro è uno degli oggetti più complessi che noi con cui abbiamo mai a che fare, cioè anche per esempio vedere un qualunque oggetto possiamo farne esperienze diverse secondo la nostra percezione, secondo la nostra esperienza, però il libro con quelle infinite pagine, con tutti quegli segni, con ogni parola che richiama qualcosa un po' diverso per qualcuno, è uno degli oggetti più complessi che conosciamo e per questo siamo sempre in disaccordo per quanto riguarda la nostra reazione ai libri. Però quando traduciamo sarebbe un bene almeno di avvicinarsi al testo veramente cercando di approfondire la comprensione prima di cominciare a scrivere e accettare tutti gli inviti, un velo di tormentoso desiderio, a little wistfully, un po' nostalgicamente. Ok, per non essere meno di Franco, finiamo con l'artificial intelligence. Devo dire che questo l'ho fatto fare un anno fa e credo che lo farebbe meglio adesso, cioè perché vedo che sta migliorando quasi giornalmente, un po'. Non so perché siano venuti a est, avevano trascorso un anno in Francia senza una ragione particolare e poi erano andate alla deriva, vabbè, questo forse qua e là senza sosta. Ovunque la gente giocasse a polo e fosse ricca. È incredibile quanto simile è per certi versi.
Questo era un trasferimento definitivo, disse Daisy al telefono, ma io non ci credevo. Non vedevo il cuore di Daisy, ma sentivo che Tom sarebbe andato alla deriva per sempre, cercando un po' malinconicamente la drammatica turbolenza di qualche partita di calcio irrecuperabile. Calcio sarebbe forse meglio football, nel senso che è americano, però onestamente le ultime due righe sono forse il più vicino che siamo arrivati al senso. Perché? Perché non sa scrivere il ChatGPT e non vuole scrivere una cosa attraente in italiano. Si è semplicemente inchiodato un po' malinconicamente esattamente al giusto. La drammatica turbolenza di qualche partita di calcio. Irrecuperabile anche ogni momento del giorno. Allora io chiudo prima di